Allora, benvenuti ai giornalisti che sono collegati online e grazie agli studenti che sono circa una cinquantina, quindi siamo comunque almeno in 100 in questo seminario geopolitico. Iniziamo molto probabilmente con un tema fuori busta ma che è di grande attualità e che sarà così un po' una specie di sorpresa, nel senso che abbiamo qui con noi anche il professor Igor Jelen che ci parlerà un po' della complessità dei problemi geopolitici che stanno dietro l'Afghanistan, questo per come necessario aggiornamento. Il professor Igor Jelen insegna geopolitica e geografia politica all'Università di Trieste, ha al suo attivo uno studio con centinaia e centinaia di pagine dedicato all'Asia dal punto di vista geopolitico e quindi è la persona adatta, avendolo avuto qui per un altro seminario, per accennarci all'argomento di maggior attualità, e cioè al caso dell'Afghanistan un po'. E dopodiché inizieremo con gli interventi del professor Marco Tarchi e della professoressa Vincenta Tasa, che vedo collegata e che ringrazio tanto e che dà un tocco di internazionalità al nostro seminario geopolitico, perché è collegata dall'Università di Valencia, dalla Facultad de Dret, insegna diritti linguistici e quindi per quanto riguarda il tema comunicazione e contesto internazionale sarà veramente un nostro collegamento internazionale. Poi ci sarà il professor Nicola Strizzolo e il collega giornalista vostro che siete collegati per la formazione, Letterio Scopelliti, scrittore, e quindi questa sarà la prima sezione del nostro seminario dedicata alla comunicazione e contesto internazionale. Poi ci sarà un'altra sezione informazione e sistemi economici con l'avvocato Giovanni Dainese, con il sottoscritto e con il professor Tonin, che è anche lettore all'Università di Durham, e quindi abbiamo un altro collegamento internazionale. E infine concluderemo con la terza sezione, digitalizzazione e sistemi informatici, con il generale Bernardini, con il professor Gardini, che è docente all'Università di Norimberga e che adesso stiamo acquisendo anche come docente all'Università di Udine, e poi concluderà il nostro professor Gianluca Foresti, che è il direttore del dipartimento dal quale dipende questo corso ed è anche il, possiamo dire, direttore del Master in Intelligence dell'Università di Udine, del Master in Intelligence and Information Technology, che è un'iniziativa unica in Italia, proposta dal nostro Dipartimento di Informatica e Matematica dell'Università di Udine, del quale è direttore il professor Foresti, che tra l'altro si collegherà per ultimo perché oggi è collegato in una riunione NATO come responsabile in ambito NATO della sezione della NATO che si occupa proprio di informatica e di nuove tecnologie, diciamo, soprattutto collegate all'informazione. E quindi ecco che anche qui c'è un po' un riconoscimento, come dire, dei nostri docenti, in particolare del più alto in grado del nostro professor Foresti, che ha questo incarico di responsabile nato in ambito, diciamo, nel settore dell'informatica. Ecco. Allora, direi che ci siamo, e quindi la parola adesso subito al professor Igor Jelen, che chiedo di venire qui al mio posto per presentare purtroppo in 5-7 minuti il tema dell'Afghanistan, che abbiamo affrontato in un altro seminario, ma era troppo ghiotta
la possibilità, e quindi cedo il microfono al professor Jelen dell'Università di Trieste. Grazie per l'invito, grazie. Il mio è un intervento quindi fuori programma, quindi non avrò l'occasione di presentare le immagini, le slide, la cartografia che avevamo già preparato per l'altro seminario. Vorrei solo approfittare di questi pochi minuti per ribadire alcuni concetti e per illustrare un po' qual è il metodo che utilizziamo per le analisi di geografia politica, geografia economica e geografia politica. In questo caso la geopolitica è una materia che può essere sviluppata in 1000 modi, in infiniti modi, qualsiasi background può essere utile per creare delle interpretazioni o per dare, ma certamente si è diffusa e consolidata nel tempo un'idea, in un certo senso, di geopolitica quasi come scienza che in un contesto di globalizzazione possa dare delle indicazioni precise, mettere un po' di ordine nella confusione globale, cercando di delineare delle linee evolutive, perché semplicemente osservando il territorio, applicando i vari modi che noi in genere come geografi utilizziamo di rappresentazione del territorio, quindi una carta geografica che possa rappresentare tutti gli elementi e tutti gli attori che quel tipo di scenario deve comprendere. La prima regola per redigere uno scenario in geopolitica è cercare di comprendere tutti gli attori, tutti gli elementi rilevanti e quindi per poter quindi attribuire ai vari elementi un peso specifico, una qualità di azione. Insomma, chiaramente si tratta di elementi culturali, umani, che non possono essere né pesati né misurati in certi casi nella propria azione, quindi è estremamente difficile fare delle previsioni geopolitiche. Anche nel caso dell'Afghanistan e dei recenti sviluppi che hanno caratterizzato questo paese, che ormai potremmo dire da secoli vive in una condizione, a parte alcuni lunghi periodi di pace del passato meno recente, ha vissuto molte esperienze di conflitti, di invasioni, di guerre. Siamo passati dall'epoca del tardo imperialismo colonialista fino alle tensioni che hanno caratterizzato il Novecento, e quindi anche sul confine proprio tra i due parti contrapposte nello scenario bipolare, e oggi anche stiamo assistendo a questa serie di eventi che restano in parte inspiegabili. Ecco, con lo scenario, con questa interpretazione della carta geografica in tutte le sue componenti, noi cerchiamo ovviamente non di prevedere, è molto difficile, resta un'operazione molto complicata, molto complessa e forse anche impossibile. Possiamo dire che almeno negli ultimi, proprio una questione che riguarda tutto il Novecento, i più importanti eventi della politica internazionale non sono stati, nessuno è stato in grado, non erano imprevedibili, nessuno è stato in grado di prevedere certi sviluppi. Imperi che sono crollati, interi sistemi economici, le crisi che caratterizzano oggi proprio in maniera quasi periodica il contesto internazionale, è difficile, praticamente sono impossibili da prevedere, almeno la realtà è questa, e questo ha anche caratterizzato l'attuale situazione del paese, dell'Afghanistan. Quindi diciamo che l'obiettivo migliore, l'obiettivo minimo, nel contempo anche utile, che possiamo cercare di perseguire è individuare quali sono gli attori principali all'interno di uno scenario, quali sono gli elementi, quali sono i limiti di questo scenario, e in questo caso naturalmente i due attori sono talebani e, semplificando naturalmente, qui naturalmente siamo costretti a semplificare, e americani, ovvero occidentali. È chiaro che
non possiamo non partire da questa premessa, da questa domanda originaria. Chi sono oggi i talebani? Sono gli stessi di 20 anni fa? Hanno altri programmi? Nella loro composizione, da quale base sociale derivano? Qual è la loro cultura? È solo, ovvero è religione oppure è ideologia? È soltanto un ritorno alle origini, a una sorta di medioevo, oppure c'è qualcos'altro, qualche rivendicazione? Ecco, noi osservando la carta geografica riusciamo a ristabilire questa mappa, potremmo chiamarla mappa geopolitica, città-campagna, oppure montagna-pianura, oppure le contrapposizioni tra etnie, o le composizioni tra lingue anche in un certo senso, le composizioni tra religioni, ovvero tra confessioni che caratterizzano la stessa religione. E poi naturalmente abbiamo gli americani, ovvero gli occidentali, che nello stesso tempo hanno evoluto, hanno adattato, hanno cambiato. Noi tutti abbiamo cambiato modalità di intervento nelle relazioni internazionali, sui territori, e questo in particolare nella periferia dell'Occidente, in condizioni così difficili come sono quelle che caratterizzano la transizione verso la globalizzazione. In questo periodo abbiamo visto lo stesso modo di praticare, la stessa prassi, gli stessi interventi in ambito internazionale cambiano sostanzialmente. Senza fare troppe citazioni dotte, no? Qui si parla di mondo che si sta liquefacendo, di liquidità. Questo famoso sociologo indiano, Appadurai, che già negli anni già negli anni 90 è stato tradotto, aveva parlato di modernità in polvere. Fino ad un certo punto, fino agli anni 80-90, potremmo dire, lo Stato e le relazioni internazionali potevano essere comodamente territorializzate, semplicemente allestendo una pipeline, allestendo delle infrastrutture, porti, acquedotti, oleodotti, gasdotti, oppure semplicemente, ovvero militarizzando, oppure infrastrutturando un centro, una periferia. Era tutto molto territoriale, tutto molto materiale. E anche la politica internazionale poteva seguire certe linee evolutive. Era relativamente facile intervenire, nel senso che era necessario disporre di risorse, di fondi per fare gli investimenti. Oggi invece non è più così, e questo ha un esatto corrispondente anche anche negli interventi, anche nella guerra. La guerra non ha più... ha perso senso, e questa è una teoria che si sta affermando in maniera abbastanza diffusa un po' nella letteratura geopolitica appunto oggi, no? La guerra, a partire dalle ultime guerre irachene, non ha più come obiettivo conseguire un bottino, perché il bottino non c'è più, il bottino inteso come in senso materiale. Quello che una volta, fino a pochissimo tempo fa, era il petrolio, era il territorio, era l'acqua, oggi le cose sono sostanzialmente cambiate, no? Perché il paradigma della modernità è cambiato. Si va verso un altro modo di fare. Le energie rinnovabili sono diffuse, la cultura viene diffusa, trasmessa con la nuova tecnologia in maniera gratuita ovunque. La mobilità, la rivoluzione dei trasporti, tutto ciò può essere compreso in questo capitolo di geografia politica, di storia economica, che potremmo definire come transizione verso un nuovo tipo di società, un nuovo paradigma, no? Come viene definito in questi modi. Quindi anche questo può essere uno dei motivi per cui questo confronto talebani americani, semplificando, centro-periferia, antico potere, nuovo potere, questo disimpegno da parte occidentale, non ci sono più, come ancora ai tempi dell'Iraq,
le classiche multinazionali degli idrocarburi, del petrolio, bastava siglare un po' di contratti compiacenti con le nuove autorità e in questo modo si poteva ripagare un intervento, una guerra o un qualsiasi evento di politica internazionale. Oggi le cose stanno cambiando, forse in Afghanistan sta succedendo qualcosa del genere, i fronti contrapposti si sono letteralmente liquefatti in qualche modo, no? I talebani sono una milizia di poche decine di migliaia di soldati, di milizie, neanche sono, è difficile parlare di una gerarchia, di un intero esercito, quello che faceva capo alle forze di sicurezza, addestrato, formato in decenni dagli occidentali, si è dissolto, no? in pochissimo tempo in maniera del tutto imprevedibile, nessuno aveva previsto qualcosa del genere, quindi questo da un certo punto di vista ci dà l'idea di come ci si sta avviando verso un nuovo modo di fare, di come probabilmente da parte americana, secondo una parte di letteratura, non da tutti accettate naturalmente, si sta andando verso un nuovo modo di proporre, quindi un intervento fatto di tecnologia, di droni magari, o di intelligence, ma non di truppe schierate o di mezzi. E anche questo forse può essere un segnale appunto che di una transizione in corso. È molto importante cercare di capire dove stiamo andando, no? Non prevedere neanche l'immediato futuro è impossibile, però almeno capire qual è la direzione. E questo in geopolitica è appunto una questione cruciale, fondamentale. Io mi scuso, ho problemi di orari, vorrei stare qui ancora a discutere con voi e ci sentiremo in un'altra occasione. Vi ringrazio. Grazie al professor Jelen che ha così aperto il nostro seminario. Nella precedente iniziativa che abbiamo fatto, il professor Jelen ha spiegato nel dettaglio la mappa 1-1 dell'Afghanistan con tutte le etnie, con tutte le lingue, con tutte le religioni coinvolte. Ma parte di queste cose sono cose anche presenti in Europa e diciamo, il tema dei popoli in Europa, della rappresentanza linguistica all'interno delle istituzioni europee, per esempio, oppure il tema del riconoscimento del trattamento delle minoranze linguistiche nazionali in Europa. È tra l'altro questo elemento un elemento di verifica per poter entrare e per poter uscire eventualmente dall'Unione Europea. Quindi nel caso di violazioni dei diritti delle minoranze si può essere anche cacciati dall'Unione Europea, quindi è una cosa ritenuta importante. Ecco, dal punto di vista giuridico si può venire cacciati, poi dal punto di vista politico probabilmente sarà molto difficile questo, perché ecco che c'è una necessità di trovare anche piena attuazione ai diritti linguistici, e un po' si è fatto a livello europeo con il Safe Minority Pack, cioè col tentativo di richiedere da parte di 1.200.000 abitanti, cittadini europei, un avanzamento alle istituzioni europee proprio sul trattamento delle minoranze linguistiche nazionali. Ed ecco allora che la professoressa Vincenta Tasa è la persona veramente più adatta per trattare questo tema. Insegna diritti linguistici all'università. Ecco, chiedo la cortesia di abbassare il microfono a chi lo sta utilizzando Sì, c'è adesso. qualcuno che sta parlando al telefono, vi prego di chiudere l'audio perché sentiamo tutto quanto. Grazie infinite anche a Daniela che mi ha dato manforte, e anche perché la professoressa Vincenta Tasa, essendo come tutti voi collegata, poi se sente parlare altre persone è chiaro che, come dire, rimaniamo disorientati. Ecco, quindi per cortesia chiedo ai giornalisti collegati di non
accendere il microfono, ecco, fino a che non ci sarà data la possibilità di fare magari una domanda, e questo ci teniamo molto, oppure anche attraverso chat fare una domanda scritta, e sarà verso la fine questa possibilità, perché come vedete abbiamo tanti relatori. Allora, dicevo che la professoressa Vincenza Tasa, oltre ad essere un'amica, oltre ad essere una grande docente universitaria, un motore della ricerca sulle minoranze linguistiche, con riviste che dirige, con tanti saggi e libri che sta portando avanti, un ultimo anche sull'intelligenza artificiale, le lingue, per esempio, ecco. E è anche responsabile del progetto Erasmus tra l'Università di Valencia e l'Università di Udine, quindi siamo in pieno ambito di ricerca, e diamo la parola alla professoressa Vincenza Tasa, che è molto brava, fa anche lo sforzo di parlare in italiano, e grazie infinite. Grazie mille, professore Cevolin, per l'invito a partecipare alla lezione del sesto seminario di geopolitica. Oggi parlerò di tecnologie dirompenti, diversità linguistica e diritti linguistici. Come le tecnologie e l'intelligenza artificiale influenzano le lingue e i diritti dei loro parlanti. Nel mondo ci sono più di 6.000 lingue, secondo l'UNESCO. A questo punto, oltre il 50% delle lingue del pianeta sta perdendo parlanti a un ritmo accelerato, e si stima che circa il 90% di tutte le lingue potrebbe scomparire entro la fine del secolo XXI. In questo senso, la terza rivoluzione industriale e tecnologica, o rivoluzione digitale, quella che emerge dalle tecnologie informatiche e dall'intelligenza artificiale, sta avendo un impatto dirompente sulle lingue minoritarie e sulle loro aspettative di sopravvivenza. Quando parliamo di tecnologie dirompenti, ci riferiamo a quei cambiamenti tecnologici che interessano le forme di comunicazione interpersonale e che hanno determinato un brusco cambiamento, una rottura rispetto ai precedenti sistemi di comunicazione. Sul registro, e domani mattina la stampo anche, così. Sì. Sara, può essere che sia Sara che ha il microfono attivo? Sì, la vedo. Sara Canali. Dal registro la posso C'è qualcuno che ha il microfono attivo? Ok. La nostra tesi è che le tecnologie di comunicazione dirompenti legate alla rivoluzione digitale minimizzino praticamente tutte le lingue del mondo. In effetti, i rapporti sulle risorse di comunicazione preparati dal gruppo di ricerca Metanet concludono che solo l'inglese ha risorse di comunicazione digitale abbastanza forti da evitare qualsiasi tipo di minorazione digitale. In termini sociali e mediatici, l'attenzione all'impatto prodotto dall'emergere delle tecnologie digitali e in particolare di quelle che incorporano l'intelligenza artificiale è orientata verso temi quali la robotica domestica, gli assistenti vocali e l'introduzione di algoritmi e robotica nelle attività socio-economiche, gestioni dei dati, produzioni industriali e fornitura di servizi. Tuttavia, il linguaggio umano sarà la forma dominante di comunicazione tra le persone e le tecnologie digitali, e in particolare l'intelligenza artificiale, e la quantità di informazioni e conoscenze collettive a cui una persona può accedere nello spazio digitale, nonché beni e i servizi digitali pubblici e privati. Sarà determinato dal linguaggio che usi nel tuo rapporto con le macchine e gli algoritmi. Nel mondo digitale, la concentrazione del potere linguistico in una o più lingue è la più grande che si sia mai verificata nella storia dell'umanità. Fin dall'inizio, nello spazio digitale
c'è una sola lingua nettamente dominante, l'inglese, che concentra il maggior numero di utenti e, cosa ancora più importante, la maggior quantità di conoscenze qualificate. E dispone anche dei migliori strumenti di comunicazione con le macchine sotto forma di programmi software, assistenti vocali, app, sistemi di traduzione automatica, eccetera. Le altre lingue forti per numero di utenti, cinesi, spagnolo, arabo, portoghese, francese, tedesco, russo, hanno problemi a volte significativi a competere e generare tecnologie di comunicazione all'avanguardia. Su internet l'inglese è assolutamente dominante nelle materie scientifiche e accademiche, in particolare in materia come l'intelligenza artificiale e i linguaggi di programmazione e traduzione, materie in cui l'inglese è praticamente l'unica lingua accademica di riferimento. Il sistema di comunicazione derivato dalle tecnologie digitali aumenta la minoranza delle lingue minoritarie nelle precedenti rivoluzioni tecnologiche e addirittura minoritaria in alcune aree lingue grandi e potenti, soprattutto nell'offerta accademica, scientifica e in tutto il mondo, logica privata o di mercato. Inoltre, bisogna tener conto che l'Europa, al momento, occupa una posizione secondaria nel campo delle rivoluzioni tecnologiche attualmente in corso, rispetto a spazi come l'Asia e gli Stati Uniti. La Commissione europea ha confermato la necessità di stabilire strategie europee di intelligenza artificiale anche se non sulle tecnologie linguistiche. E questo è un fatto importante, perché se l'Unione Europea non è in grado di dotarsi di proprie tecnologie di comunicazione linguistica, che non abbiamo l'inglese come unica lingua di relazione, non faciliterà l'integrazione della propria diversità linguistica e non svilupperà proprie piattaforme di traduzione linguistica con dati linguistici significativi che consentono traduzioni di qualità e saranno subordinati a tecnologie di proprietà di società statunitensi e cinesi. E se ciò accadesse, il futuro dell'Unione Europea come potenza tecnologica ed economica sarebbe decadente e aumenterebbe il rischio di disgregazione politica interna. Nello spazio della rivoluzione digitale siamo di fronte a un fatto paradossale. Allo stesso tempo che il divario digitale sta diminuendo in termini sociali e territoriali, il divario digitale linguistico aumenterebbe, soprattutto nei servizi privati e nelle attività socio-economiche. Le conseguenze sono chiare. Si riduce la quantità di prodotti e servizi disponibili nelle lingue meno parlate e si creano disuguaglianze nei diritti linguistici effettivi e nelle opportunità digitali per tutte le lingue e per tutti i cittadini. Al momento, il principale limite tecnologico per il progresso dell'intelligenza artificiale ha a che fare con la mancanza di dati linguistici di qualità sufficiente per alimentare il processo di creazione dell'intelligenza artificiale. E questa limitazione influisce direttamente sugli usi linguistici specifici delle macchine con intelligenza artificiale, poiché non tutte le lingue hanno risorse e abbastanza per fornire dati validi e aggiornati in tutti i tipi di registri e forme e generare potenti risorse di intelligenza artificiale in questa lingua. Lo studio più completo sulle lingue europee e sulle tecnologie digitali ha affermato che una sola lingua, l'inglese, ha un forte supporto in tutte le categorie tecnologiche legate all'intelligenza artificiale, come traduzione automatica, elaboratori vocali, analisi automatica del testo e risorse linguistiche. Questo studio mostra che la maggior parte delle lingue europee non dispone delle risorse tecnologiche di base e le autorità pubbliche non hanno prestato attenzione a questo problema. Il divario tra le lingue grandi e piccole d'Europa si è allargato dall'inizio della rivoluzione digitale.
e le previsioni sono che crescerà con l'intelligenza artificiale se non ci sarà un'azione pubblica determinata per prevenire l'estinzione digitale di queste lingue e la perdita dei diritti linguistici dei suoi utenti in campo digitale. È necessario un sforzo coordinato su larga scala all'interno dell'Europa per colmare queste lacune e facilitare il trasferimento di tecnologia tra lingue diverse. Questo sforzo europeo deve partire dalla considerazione che l'alto costo relativo di queste tecnologie non può essere sostenuto isolatamente dalle comunità linguistiche più piccole. Deve tener conto del fatto che i confini linguistici spesso non coincidono con i confini politici statali e deve anche considerare l'urgenza del trasferimento tecnologico tra le lingue per rendere operativi risorse, strumenti e servizi. La rivoluzione digitale e l'intelligenza artificiale influenzano la vita quotidiana, il lavoro e i comportamenti sociali, politici, amministrativi e di ogni genere. Tuttavia, solo negli ultimi anni e in maniera minoritaria è iniziato il dibattito su come l'intelligenza artificiale influenzi le lingue meno forti e va ad aggiungersi ai diritti linguistici e alla sicurezza linguistica delle persone che parlano queste lingue. Ad oggi, solo circa 300 lingue hanno un futuro nella sfera digitale e solo 10 di queste lingue condividono più del 80% dei contenuti internet, tra cui l'inglese ha una posizione dominante. In futuro, le comunicazioni in generale di persone e istituzioni, l'accesso alle informazioni e alla conoscenza avverrà principalmente attraverso i sistemi digitali e intelligenza artificiale e dovrebbe avvenire ad armi pari, indipendentemente dalla lingua madre. Che sia così e sia garantita l'uguale esistenza digitale di tutte le lingue grandi e piccole dipende in sostanza dalle politiche pubbliche e dalla forza delle comunità linguistiche in ciascun caso. Tante grazie a tutti. Muchas gracias Vincenta, súper bien, se ha entendido todo súper bien. Sono felice. Hablamos esta tarde de todo, del proyecto de ricerca y de todo. Muchas gracias. Gracias. Adesso partiamo con il professor Marco Tarchi. Siamo al 6° seminario geopolitico, abbiamo con noi il professor Marco Tarchi, professore ordinario di scienza politica, insegna teoria politica e comunicazione politica all'Università di Firenze, alla facoltà, adesso non ci sono più, di scienze politiche, è famoso per essere un promotore culturale, oltre che uno scienziato della politica, anche con le riviste Diorama Letterario mensile e Trasgressioni. Ecco, Trasgressioni ha molto a che fare con il tema di oggi, perché sulla rivista Trasgressioni almeno da 10-15 anni praticamente tutti i maggiori autori, i più importanti autori del populismo sono stati studiati. Ecco allora che abbiamo la possibilità in questo 6° seminario geopolitico di confrontarci con un po' questo tema del populismo visto dall'ottica della comunicazione anche a livello di relazioni internazionali. Allora 3 domande vengono fatte al professor Marco Tarchi.
Che cos'è il populismo? Tra l'altro gli studenti che seguiranno un po' che saranno a lui affidati nella redazione del paper avranno il libro L'autonomia del populismo in dotazione, un libro che ha curato il professor Marco Tarchi e che è uscito nel 2019. Quindi che cos'è il populismo? Poi la comunicazione politica e il populismo, e infine il populismo oggi in Italia e nel mondo, e quindi pensiamo per esempio in Europa, sia in Europa occidentale e orientale, negli Stati Uniti, pensiamo a qualche presidente che può essere degli Stati Uniti, attuale o recente, che può essere considerato populista, e nel mondo le cosiddette autocrazie, la Russia, Putin, Xi, possono essere anche loro considerati populisti, ma qui abbiamo bisogno delle categorie, ho l'impressione, e qui abbiamo il professor Marco Tarchi che ce le darà. Grazie, ringrazio moltissimo il professor Cevolin che anche questa volta mi ha coinvolto in queste sue interessantissime iniziative. Ringrazio naturalmente tutti coloro che sono intervenuti, mi scuso di dover intervenire soltanto a distanza per ragioni di impegni che avevo preso e anche per un piccolo problema di salute, un piccolo intervento chirurgico dentistico che ho dovuto sostenere ieri, forse un pochino si risentirà nel mio modo di parlare. Allora, 3 domande e 3 risposte. Naturalmente tutto deve essere contenuto in una dozzina di minuti e quindi dovrò essere estremamente schematico. Cercherò di essere perlomeno chiaro. Che cos'è il populismo? Una risposta univoca a questa domanda dal punto di vista scientifico purtroppo non la si può dare, perché benché soprattutto da almeno 50 anni si sia sviluppata una discussione accademica molto forte su questo argomento, le voci che vi si sono fatte sentire non hanno trovato un punto di riferimento univoco. Diciamo che ci sono grosso modo 3 impostazioni, 3 approcci che vedono il populismo in maniera un po' diversa. Ci sono coloro che lo ritengono una vera e propria ideologia, ci sono coloro che ritengono che si tratti soltanto di uno stile politico, di un modo di presentare gli argomenti caratterizzato soprattutto da una certa sguaiataggine, diciamo, e dall'uso di un linguaggio popolare, sì, ma particolarmente, diciamo, aggressivo, quando non addirittura volgare. Ci sono invece quelli minoritari, ma fra costoro ci sono anch'io, che ritengono che sia una mentalità caratteristica, un modo di vedere le cose che non può essere individuato come una vera e propria organica ideologia, che però contraddistingue persone che appunto hanno un certo approccio mentale, psicologico e quindi poi anche comportamentale alle esperienze di vita che fanno e alla valutazione degli eventi che stanno loro intorno. Qual è il nocciolo comunque di questo fenomeno, sia che lo si caratterizzi nell'uno, nell'altro o nell'altro modo ancora che ho adesso citato? Che attribuisce al popolo, inteso come una unità organica e coesa, almeno originariamente organica e coesa, e poi invece divisa dai suoi nemici interni ed esterni, una serie di qualità etiche come l'onestà, come la laboriosità e molte altre, che si contrapporrebbero invece ai vizi, ai difetti di coloro che stanno in alto nella società, delle cosiddette elite, piuttosto, come gli stessi populisti amano definirle, le oligarchie, che viceversa avrebbero tendenza ad essere corrotte, ad essere inefficienti e a, diciamo, ingannare il popolo stesso a proprio tornaconto. A questo tipo di glorificazione del popolo i populisti aggiungono una ostilità molto forte verso la classe dei politici di professione, in generale le istituzioni che sono accusate di essere troppo burocratiche e di accaparrarsi dei poteri che invece, soprattutto in democrazia,
spetterebbero al popolo stesso, che dovrebbe quindi esercitare delle forme di democrazia diretta, e poi anche una certa antipatia verso ogni processo di mediazione. Ecco, grosso modo, naturalmente questa è una definizione che do in forma ipersintetica, i capisaldi del populismo sono di questo genere. Chi pensa che non sia un'ideologia capisce anche che questa mentalità si può trovare declinata in diverse aree politiche, cioè non si è populisti in quanto non si appartiene a nessuna altra sfumatura del panorama politico, e sappiamo molto bene che da ormai diversi anni è invalso l'uso di sostenere che ci sono dei populisti cosiddetti di destra e dei populisti cosiddetti di sinistra. Questo può essere vero, abbiamo avuto ed abbiamo molti esempi in questo senso, ma il populismo in sé va visto come un elemento che attraversa le aree geografiche del pensiero politico, che quindi non è né di destra né di sinistra né di centro, ma può invece essere un elemento formativo o aggiuntivo di formazioni politiche che guardano più o meno nell'una o nell'altra di queste direzioni. Detto questo, e quindi non considerando il populismo come un'ideologia, ma nemmeno come un puro e semplice stile politico, è possibile individuare una serie di soggetti che ne sono interpreti e veicoli. Da questo punto di vista, parlando di comunicazione politica, un grande problema che hanno coloro che vogliono studiare seriamente il populismo, che non hanno né una pronunciata simpatia o né una pronunciata antipatia per questo oggetto di studio, ma appunto lo considerano soltanto come un dato di fatto su cui bisogna fare luce, una grandissima difficoltà che costoro hanno è l'uso smodato, è l'uso casuale quasi, è l'uso banalizzante che del termine populismo si fa nella comunicazione. Ormai è stato ridotto a una specie di epiteto squalificativo che i politici e i giornalisti fanno a gara a utilizzare per prendersela con questo o quello degli oggetti della loro esecrazione o della loro antipatia. E questo crea veramente un cortocircuito, estreme difficoltà per poter distinguere la realtà dei fenomeni populisti dalle attribuzioni vaghe e generiche che vengono legate a questo concetto. Va detto che soprattutto molto negativo, direi pernicioso, è il fatto che l'uso giornalistico, questa specie di totale bulimia della linguistica che porta a attribuire a destra e a manca così quasi casualmente l'etichetta epiteto di populista, non consente realmente di poter illuminare la valenza e l'importanza di fenomeni che, non ce lo dimentichiamo, stanno coinvolgendo ad esempio a livello elettorale moltissimi paesi del mondo, nei quali soggetti definiti populisti riscuotono aree di consenso molto molto significative. E quindi qual è il compito che ha in questa direzione lo studio, la scienza politica nei confronti della comunicazione politica? Cercare di mostrarne gli usi sbagliati, cercare di fare in modo di riportarla a avere una cognizione chiara dell'oggetto al quale vorrebbe applicarsi, restituire al termine populismo, all'aggettivo populista, dei significati che siano chiari e soprattutto non ridotti a categorie di insulto. È un compito molto arduo, questo chiunque studi il populismo, io lo faccio ormai da più di 20 anni, lo sa molto bene. È come, diciamo, lo sforzo di Sisifo o come una lotta, non certo quella di Davide contro Golia, perché sappiamo che Davide vinse quello scontro, è veramente una lotta completamente impari, però non si può rinunciare, se si vuole davvero capire cos'è il populismo, ad andare oltre la coltre di questa disinformazione che ci affligge ogni giorno quando sentiamo citare questa parola. E qui vengo alla terza ed ultima
delle domande che mi sono state poste, anche perché voglio rimanere rigorosamente nei termini di tempo che mi sono stati cortesemente assegnati. Quali sono? Chi sono i populisti nella realtà attuale, italiana e internazionale? Sono stati fatti dal professor Cevolin alcuni nomi. Ne potremmo fare molti altri. Diciamo innanzitutto di coloro a cui viene attribuita dai mass media la qualifica di populisti. Attribuita a volte a ragione, a volte completamente a torto, a volte perlomeno in modo discutibile. Possiamo identificare populismo e autocrazia? Ma assolutamente no. Così come non possiamo semplicemente equiparare il populismo alla demagogia, perché faremmo dei populisti gli unici proprietari di questo strumento di azione politica che, piaccia o non piaccia, e potremmo anche dire purtroppo, viene oggi moltissimo utilizzato, mentre la demagogia, credo che tutti ce ne possiamo accorgere ogni giorno, viene a correnti alternate usata da tantissimi soggetti politici, anche da alcuni che rivestono importanti cariche istituzionali o che, come si suol dire, sono delle vere e proprie autorità morali. Allora dobbiamo dire no, populismo autocrazia o populismo autoritarismo non sono affatto la stessa cosa. Però possiamo citare alcuni nomi di personaggi che invece nel populismo si sono radicati, che hanno avuto, diciamo, la loro esperienza. Qui soprattutto ne troviamo molti nell'America Latina. Partiamo dal fatto che il primo peronista riconosciuto, il primo populista, scusatemi, riconosciuto è stato Juan Domingo Perón nella sua esperienza argentina, e il populismo ha attraversato quel continente con continuità fino ad arrivare a incarnarsi ad esempio in un personaggio, in una figura come quella di Hugo Chavez. E si tratta quindi di soggetti che hanno fatto del popolo un po' mitizzandolo, attribuendogli tutte le qualità positive e prestandosi, offrendosi con, ovviamente non del tutto diciamo innocentemente, come loro portavoce, la loro stella polare. Ma i populisti ne abbiamo trovati e ne conosciamo molti, li abbiamo conosciuti negli ultimi decenni nell'Europa occidentale e nell'Europa orientale. Non c'è niente di scandaloso a dire che vi sono dei partiti populisti di destra o di sinistra che hanno avuto un ruolo e stanno tuttora avendo un ruolo molto significativo nella scena attuale. Parliamo per esempio della Lega in Italia, parliamo del Front National, soprattutto all'epoca in cui lo dirigeva Jean-Marie Le Pen, ma anche oggi quando sua figlia, che è una seria candidata ad arrivare al secondo turno delle prossime elezioni presidenziali francesi, ne ha preso le redini. Parliamo del partito prima di Jörg Haider e poi di Strache in Austria. Parliamo di vari partiti dell'Europa orientale, ma parliamo anche di Podemos in Spagna, anche se ultimamente ha teso un po' a ritornare alle sue originarie radici di estrema sinistra. Parliamo, come ha fatto il professor Cevolin, del caso di Donald Trump negli Stati Uniti, che non è affatto un caso isolato, come a volte noi potremmo pensare, perché gli studiosi più accreditati ci parlano di una tradizione di populismo che scorre nelle vene dell'America profonda e di cui Trump è stato l'ultimo interprete in ordine di tempo, ma ha avuto molti predecessori. Possiamo parlare anche di populismi, e ce ne sono ampiamente in Africa, in Asia. È un fenomeno che ha la sua rilevanza e continuerà ad averla, e sicuramente ispirerà sia sul piano dei comportamenti interni ai singoli paesi, sia sul piano della creazione di un certo modo, di una certa mentalità, diciamo, di inquadramento alle relazioni internazionali anche i prossimi decenni. E concludo dicendo semplicemente, i tempi sono quelli, non posso sforarli, non voglio sforarli, concludo questo mio brevissimo accenno, sperando che non sia stato troppo caotico, dicendo che se il populismo ha questa grande importanza ancora oggi, e soprattutto è un fenomeno ciclico che si ripresenta sulla scena interna di molti paesi ed internazionale ormai perlomeno da 70-80 anni, ma anche dei precedenti importanti persino alla fine dell'Ottocento e al primo Novecento, è perché
proclamando il diritto-dovere del popolo di gestire in prima persona i suoi destini, si incontra e si scontra con la democrazia e conseguentemente appartiene al genus democratico, ma è anche in forte contraddizione con alcune inflessioni che le democrazie hanno preso nel momento in cui si sono coniugate con il liberalismo. Il professor Cevolin vi ha citato il testo Anatomia del populismo, che io ho curato, sono circa 2 anni e pubblicato. Lì chi vorrà leggerlo troverà alcuni saggi di importantissimi studiosi del campo, in primo luogo la filosofa politica inglese Margaret Canavan, che hanno spiegato perfettamente questo tipo di relazione contraddittoria ma profondamente radicata tra populismo e democrazia, e quindi hanno spiegato perché il populismo non possa essere ridotto a una sorta di parola tabù o parola insultante, ma debba essere considerato come una categoria di analisi politica che ci dice tanto su aspetti negativi ma anche positivi della politica contemporanea. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie al professor Tarchi, e quindi passiamo ad un'altra relazione sempre all'interno di questa sezione comunicazione e relazioni internazionali. Eccoci che riprendiamo il controllo e adesso chiederei, allora vedo il professor Nicola Strizzolo, ma chiederei ancora un minuto, perché siccome abbiamo come dire un po' sollecitato anche un po' criticamente il mondo dell'informazione, dicendo che sul populismo un pochino ha esagerato, forse proprio per questo chiederei di chiamare il vostro collega, il giornalista e scrittore Letterio Scopelliti, che vi farà il collegamento con le relazioni internazionali, giornalismo e relazioni internazionali, ma ecco, essendo un professionista di casa, ecco, fa capire che questa critica c'è stata, ma non è che era così, come dire, nemica, ecco, solo per crescere, per migliorare tutti noi. E allora adesso direi la parola a Letterio Scopelliti, che viene qui e mi sostituisce. Buon pomeriggio a tutti. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ricoprono un ruolo che è decisivo per le relazioni internazionali nello spazio digitale contemporaneo. La pandemia di Covid-19 ha attaccato in maniera insidiosa il mondo del giornalismo. Dall'inizio del 2020 è stato un susseguirsi di eventi annullati, di accessi vietati o anche limitati, di conferenze stampa virtuali e anche di telelavoro entrati nella quotidianità delle redazioni. Uno scenario questo che è in continuo cambiamento, evoluzione, una pandemia dell'informazione che ha creato una infodemia, una quantità di informazioni enorme provenienti da fonti diverse e dal fondamento spesso non verificabile. Esattamente come i virus, oggi le notizie si diffondono in maniera rapidissima e attraverso canali molteplici. Quando c'è di mezzo una pandemia o una epidemia, la comunicazione assume velocità diverse rispetto a una più tradizionale tragedia. E c'è anche un altro aspetto. Pensateci solo un momento. Il virus in ogni angolo della nostra vita ha amplificato tutto. Quindi 2 elementi, velocità e amplificazione, conosciuti bene anche da chi fa informazione, ha fatto informazione in guerra, ha fatto l'inviato in guerra. L'arte della politica estera significa soprattutto creare e gestire relazioni internazionali, e chi lavora nell'ambito della public diplomacy deve ormai riuscire a farlo in un quadro
globale sempre più fluido, rapido, tecnologico e interconnesso. Così Facebook, LinkedIn, Google, YouTube continuano a crescere e comunque i network online rimangono una forza da prendere in considerazione. Così, per adattare il proprio ruolo alla contemporaneità e governare questi cambiamenti, il diplomatico ha dovuto aggiornare anche i propri strumenti, sostituendo, come dire, la sua penna stilografica nello smartphone, nei tablet, dovendo interagire in uno scenario innovativo e complesso. I capi di Stato e di governo, le amministrazioni pubbliche, i leader politici, i leader religiosi, hanno sentito l'esigenza di rinnovarsi e deciso quindi che fosse il caso di iniziare a cinguettare, postare, condividere, ovvero sfruttare quelle nuove piattaforme globali che possono permettere di raggiungere potenzialmente milioni di utenti. Chi sono stati i pionieri della e-diplomacy? Dopo aver sentito l'intervento della professoressa di Valencia, è facile intuirlo. Sono stati gli Stati Uniti a potersi fregiare del titolo di pionieri della diplomazia digitale. Risale infatti al 2002 la creazione da parte del Dipartimento di Stato americano della prima e-diplomacy, il cui esempio poi verrà seguito subito dopo dalla Foreign Office britannico. In Europa, invece, il primo paese a creare una task force di diplomazia digitale è stata la Svezia nel 2006, che sapete è anche l'anno in cui è nato Twitter. Ma tuttavia solo nel 2012 che la digital diplomacy inizia ad assumere un peso rilevante nell'ambito delle relazioni internazionali, quando vede la luce la cosiddetta Twitter diplomacy, grazie alla diffusione su scala globale del social network e al suo successo virale tra i capi di Stato e di governo, e questo anche a seguito dell'esempio della campagna elettorale di Barack Obama. Oggi, qual è il futuro del giornalismo? Una professione che deve seguire la notizia in un contesto economico in evoluzione, una professione che deve seguire l'influenza dei social network, una professione che deve seguire il nuovo concetto di privacy. Internet e il Covid-19 hanno rivoluzionato la professione. La pandemia ci ha messo di fronte al fatto che il nostro tempo è prezioso. Il tempo è prezioso anche per i lettori, quindi si meritano un giornalismo di qualità. Una pandemia dell'informazione che ha un nome, come ho detto all'inizio, il virus dell'infodemia. Notizie alcune accurate, altre no, che rendono difficile per le persone trovare fonti affidabili quando ne hanno bisogno, circolazione anche di una quantità eccessiva di informazioni, notizie anche nocive, entrate come un virus nella mente delle persone, attivando proprio un'area limbica dell'encefalo, provocando agitazione, panico, allerta, paura, psicosi, atteggiamenti, anche alterando gli atteggiamenti sociali. L'indipendenza dell'informazione sopravviverà alla pandemia? Le restrizioni sanitarie hanno stravolto l'esercizio del nostro mestiere. È possibile che in alcuni casi siano state eccessive e usate come pretesto per tenere lontani i mezzi di informazione? Io credo che il dubbio è legittimo. In Germania alcuni eventi politici si sono trasformati in spettacoli con la diffusione interminabile di filmati autocelebrativi. Un altro esempio, quando alla fine del 2020 alcuni ministri francesi hanno visitato l'Algeria, l'AFP, l'agenzia France Presse, non ha avuto alcun accesso all'evento. Come giustificazione naturalmente è stata invocata la pandemia e tutto si è concluso con un comunicato ufficiale senza immagini. Lo sport, che si sta oggi lentamente riprendendo dopo mesi di blocco, non è stato neppure risparmiato. Quindi una informazione a porte chiuse. In quest'anno si sono moltiplicati gli eventi chiusi ai mezzi di informazione. Gli organizzatori ormai forniscono ai reporter solo qualche comunicato e qualche immagine, le cosiddette un po' cartelle stampe.
E il rischio anche è quello che le notizie si trasformino in prodotti identici. Già diffusa nel settore prima del Covid-19, la pratica del cosiddetto pool permette di affidare la copertura di una notizia a un numero ridotto di giornalisti che si alternano e condividono la loro produzione con le altre redazioni. È un sistema in vigore da tempo, questo alla Casa Bianca, per seguire gli spostamenti del Presidente. La conseguenza è che tutte le testate diffondono un prodotto identico, realizzato da un unico giornalista e dunque privo della ricchezza di punti di vista diversi. Con la pandemia, l'uso dei pool è diventata la norma. In video è diventato problematico fare interviste a chi parla in pubblico e spesso è disponibile, come è successo, una sola telecamera autorizzata. A Bruxelles la legge del pool domina il Consiglio europeo e anche la Commissione. Al contempo i canali ufficiali e social network dei leader abbondano invece di contenuti relativi a eventi a cui non abbiamo accesso. La videoconferenza fa letteralmente da schermo a tutto, tranne alla comunicazione controllata, così il microfono è aperto solo durante quelli che si chiamano i talking points, cioè i momenti prestabiliti. Inoltre le domande dei giornalisti sono spesso presentate in anticipo e raramente è possibile approfondire. Il rischio? La disinformazione. Tra la mancanza di un margine di manovra per il giornalismo reale e una comunicazione senza filtri sui social network si apre appunto questa strada. A causa del lockdown i giornalisti si sono isolati dietro i loro schermi, tenendosi in contatto tramite chat e riunioni virtuali. Il caso è ad esempio quello di un quotidiano del nord-est, giornalisti ancora tutti a casa, parlo del Gazzettino, che oggi è in sciopero. E anche per questi motivi. Ci rimarranno anche in futuro? Come sì, non solo loro. Come sarà l'informazione dopo il Covid? La pandemia ha provocato una enorme chiusura dell'accesso sul campo e alle fonti in parte legittimo, quando naturalmente si tratta di precauzioni sanitarie, e in parte però illegittimo. In entrambi i casi diciamo che la domanda è la stessa. Questo accesso sarà ripristinato? Il Covid ha rappresentato un'occasione per gli stati nel mondo che intendevano limitare la libertà di stampa e questo esercizio del giornalismo è ormai totalmente o parzialmente bloccato nel mondo in oltre 100 paesi. A questo si aggiungono anche le minacce dirette ai colleghi anche recentemente, anche nella nostra regione. Altri due cambiamenti. Il progresso ci ha portato verso una comunicazione sempre più solitaria e muta, cioè i social network. Ma c'è un secondo grande cambiamento nella comunicazione degli ultimi anni, e cioè che noi utilizziamo troppo spesso una lingua parlata scritta, pur essendo nero su bianco, una terra come dire, una sorta di terra di mezzo tra le comunicazioni orali e quelle della lingua scritta, che seppur utile e veloce, penso a Twitter, 140 caratteri, SMS, WhatsApp, però rischia di colonizzare in un certo senso questi testi scritti, no? Senza mantenere quelle caratteristiche anche sintattiche e lessicali. Allora oggi sono necessarie conoscenze e competenze che vanno al di là delle tradizionali forme di sapere. La comunicazione è una risorsa universale e di cittadinanza, il luogo in cui si concentrano cultura, intrattenimento, informazione, ma anche il benessere e i progetti di rinnovamento sociale e dunque la discussione sui valori nella società della conoscenza. Un comunicatore oggi deve essere autorevole e credibile. Questa è una regola fondamentale. Le difficoltà
la difficoltà, resta che cosa? La selezione, la verifica delle fonti per non incorrere nelle bufale, nelle fake news che su internet viaggiano alla velocità della luce. Gli errori più comuni e frequenti di noi giornalisti sono la superficialità, la scarsa interazione, l'incoerenza tra immagini virtuali e reali, e anche succede in molti comunicati stampa copiati e incollati su Facebook. Allora dobbiamo fermare queste fake news che sono, ripeto, come i virus. Vi segnalo solo che in queste settimane, qua mi rivolgo in particolare agli studenti che sono in sala, perché potrebbe essere un argomento per chi deciderà di condividere il percorso sulla comunicazione e quindi sullo sviluppo delle tesine, che è nato proprio in queste settimane un osservatorio della web e un hub italiano, Digital Media Observatory, un osservatorio nell'ambito quindi digitale europeo, varato dalla Commissione europea, che ha dato vita a un network di hub nazionali proprio sull'analisi dei social media. La parola d'ordine per svolgere bene quindi la professione nella comunicazione è competenza, unita a quella della conoscenza e anche all'affinamento delle abilità. La comunicazione non è quello che diciamo. La comunicazione è quello che arriva agli altri. E le 5 C di una buona comunicazione sono e rimangono la chiarezza, la completezza, la concisione, la concretezza e la concretezza. Concisione, completezza, chiarezza. Ma il segreto per saper comunicare è quello dei contenuti oggi, dei contenuti emotivi. Ad esempio lo storytelling nella scrittura e anche nella fotografia. Quello è quello proprio dell'era digitale, lo straordinario strumento di comunicazione, una tattica, un'arte capace di suscitare emozioni, spiegare il perché, illustrare il come e invogliare l'ascoltatore a cercare il cosa. Oggi si tratta di persuadere raccontando una storia, e sono anche i nuovi linguaggi utilizzati anche nelle strategie di comunicazione dai ministeri degli affari esteri. Ecco un po' mi collego adesso all'ultimo intervento. Quali sono le novità tra i governanti e i governati? Ci sono degli elementi di forza. Questi elementi sono la personalizzazione, cioè metterci la faccia. Ad esempio tweet, mettere in gioco un rapporto personale. La disintermediazione, e cioè a tu per tu col cittadino. Un rapporto diretto, quindi niente mediazioni giornalistiche anche. La semplificazione, cioè dall'astratto al quotidiano. Ad esempio Twitter, che tenta di svuotare la politica della complessità e di un pensiero astratto, rendendolo più amichevole, friendly. La velocizzazione, comparire e svanire. Comunicare dunque è una cosa, saper comunicare è un'altra cosa. I giornali sono stati concepiti da persone nate nel Novecento, per altre persone nate nel Novecento. Il rito e rapporto fiduciario tra i giovani e i giornali è profondamente cambiato, è profondamente in crisi. Spazio dunque ai giovani professionisti del giornalismo che dovranno avere adeguato background, passione per la scrittura, mi sto rivolgendo soprattutto a voi, talento per le notizie a voi studenti, saper lavorare nei luoghi dei fatti, trasmettere in diretta, filmare, fotografare, conoscere l'impaginazione tecnica, la grafica, il web, anche la grafica del web. Fate attenzione al caso ancora di questi giorni, La Repubblica, 54 giornalisti a casa in pensione anticipata,
e chi non vorrà, entro un anno, e chi non vorrà andarci, cassa integrazione, per chi non accetta di andare via. Sostituzione di giornalisti con altre figure, assunzioni di tecnici come digital data analyst, esperti di SEO, di sistemi editoriali, poi scelti dal direttore in questo caso. Quindi il nuovo prodotto online è un giornale pensato soprattutto non solo per le piattaforme, ma per lo smartphone. E questa è la sede del nuovo ufficio stampa. Siamo nell'era del mobile journalism, cioè testi, foto e video navigano sui nostri smartphone. Perché? Semplicità d'uso, costi relativamente bassi, flessibilità produttiva, ma soprattutto facilità di trasporto. Ce l'abbiamo tutti in tasca. Dobbiamo quindi iniziare a pensare mobile, e questo è un consiglio personale e professionale. Mi avvio alle conclusioni. Credo che il primo punto fondamentale per una nuova fase di crescita sia portare la ricerca e lo sviluppo anche all'interno dei giornali, delle testate e dei media. Cioè questa sfida non è più affidabile a vecchi strumenti di professione, perché oggi siamo in una società dei big data ed è umanamente impossibile per qualsiasi redazione poter citare e contestualizzare gli eventi notiziabili facendo emergere dal rumore di fondo del flusso ininterrotto. E qua mi collego ancora con la professoressa di Valencia. Ecco perché l'intelligenza artificiale sta diventando un aiutante fondamentale nel nostro lavoro. Non dobbiamo avere paura, dobbiamo conoscerla, dobbiamo gestirla, dobbiamo controllarla. Gli algoritmi, in quanto creati da umani, non sono a prova di errori. I nostri pregiudizi, i nostri errori si perpetuano anche negli algoritmi. Dobbiamo essere noi a gestire e controllare questi strumenti. C'è bisogno anche in Italia di formare una generazione di giornalisti computazionali, cioè in grado di scrivere algoritmi editoriali che abbiano alla base le regole, ma anche i principi etici e deontologici della professione. Da noi in Italia è ancora un tabù, ma nelle grandi testate del mondo è quotidianamente utilizzata per il filtraggio e la ricerca dei fatti e di eventi notiziabili, per la produzione delle notizie e anche per la loro distribuzione. Esempi significativi ce ne sono tanti, ve ne faccio uno per tutti, la Reuters, che sapete cos'è un'agenzia, tra le più famose se non più famosa, che si è dotata da anni di un software che si chiama Newstracer, che scandaglia e monitorizza in tempo reale H24, 7 giorni su 7, tutti i social media del mondo. Algoritmi e intelligenza artificiale riescono così ad estrarre da quello che è chiamato rumore di fondo dei social media i potenziali eventi notiziari. Siamo davanti a una sfida epocale, come 30 anni fa con la rivoluzione digitale, e come 30 anni fa siamo rimasti però indietro. Ecco perché è importante sperimentare le nuove tecnologie. Il momento è adesso. Ora, dopo le prime 3 ondate della pandemia, sappiamo che non è andato tutto bene. Sappiamo però anche cosa possiamo evitare, perché lo abbiamo provato sulla nostra pelle, e cioè sforzarci di cambiare. Possiamo selezionare fonti di informazioni meno urlate e più solide, possiamo provare almeno ogni tanto a disconnetterci dalla rete e immergerci nel reale. Possiamo ad esempio considerare la didattica a distanza uno strumento e non un fine. Ora sappiamo bene che non basterà il cambio dei colori, ma ci sarà bisogno, come dire, di sentire che cambiano anche i nostri giorni. Ci sarà bisogno anche di riprendersi la vita, la nostra vita, quella meno online e quella più invece online. Grazie.
Grazie infinite al dottor Letterio Scopelliti che direi per i giornalisti ha dato anche delle nozioni o ha fatto delle considerazioni che possono valere anche sul versante della deontologia per certi versi, oltre che anche un po' dei trucchi del mestiere o comunque delle necessità di utilizzo di strumenti per il futuro. E adesso abbiamo la possibilità di collegarci con il professor Nicola Strizzolo che insegna comunicazione dei nuovi mezzi e dei media, eccolo qui, all'Università di Udine, ma è anche trasferito a Teramo, quindi penso che ci parlerà. Non ancora al Gran Sasso prima, il Gran Sasso. Esagerato. Adesso sono qua, poi la si parola vedrà. al professor Nicola Strizzolo, che è professore associato, sociologo, e insegna comunque allora all'Università di Udine comunicazione dei nuovi media. La parola a Nicola Strizzolo. Grazie, intanto grazie a te e grazie ai relatori prima di te, perché hanno veramente anticipato e creato tutte le basi per questo intervento. Una cosa, io adesso ovviamente con le tempistiche mi dirai anche tu poi a che punto siamo cortesemente. Dobbiamo fare 10-12 minuti, quindi... Benissimo, perché io ho come sempre diciamo un finale alternativo, più lungo e più corto, e vedremo poi allora sulla base delle tempistiche. Ti ringrazio anche per la sfida, per farmi riflettere se effettivamente i social possono essere uno strumento geopolitico. Beh, effettivamente, se all'inizio del 2021 gli abitanti, le persone al mondo erano 7,83 miliardi, ben 4,2 usavano i social, non sto parlando usavano internet, ben di più usavano internet, ma noi ci concentriamo sui social. 4,2 miliardi di persone usavano i social con un aumento del 13%, per cui è prevedibile che ancora altre lo utilizzeranno in più. Ovviamente con differenze di distribuzione sulla percentuale della popolazione nel mondo, ma se vediamo spaventosamente comunque la copertura ormai è globale. Allora la domanda è: possono i social in qualche maniera incidere sugli eventi politici, sugli assetti politici? Beh, la storia, il primo ci dice di sì, 2011, 2010, 2011, la storia ci dice di sì, ovviamente poi però con delle riserve. Addirittura il modello della primavera araba è diventato un modello arabo che vale per qualsiasi movimento che sorge nei social e può essere applicato anche ai movimenti, ad esempio, che si sono sviluppati contro Barilla a suo tempo, mi sembra 2016 se ricordo bene, quando affermò non famiglie, ne vogliamo solo la famiglia tradizionale, la pubblicità. Diverse di queste dinamiche, step, sono stati le stesse, cioè c'è un evento scatenante, c'è una risposta dei media, c'è un'organizzazione virale, c'è un'azione. Quello che a me interessa, qual è? Non è ovviamente c'è un effetto detonante, qualcosa che sotto il profilo della notizia è nuovo, va a sconvolgere qualcosa che credevamo vero, rottura con uno stato precedente, ma quello che è importante è che ci sia la cinghia di trasmissione che incrocia i media tradizionali con i social media, che si inseguono l'uno con l'altro. Qualcosa può uscire sui media, arriva sui social. Qualcosa se sui social ha tanti follower, fa notizia sui media magari solamente per questo e poi allora arriva l'attenzione dei media. Twitter ormai ha sostituito molti canali ufficiali di stampa e via dicendo. Poi ovviamente quindi ci deve essere una risposta in grado di abilitare, di coagulare delle persone e che quindi mettono al centro un'idea, un'organizzazione intorno a un'idea e danno così forza a quelli che sono i gruppi, diffondendo determinate notizie in favore di certi gruppi, in favore di determinate idee. Gruppi online, quindi di opinioni collocate su determinate posizioni, sono ovviamente aperti e non gerarchici e questo andrà un po' a riflettere quei paesi in realtà dove questo vale, perché non è universale.
e quindi crea una cinghia di trasmissione verso le azioni. Alla fine le azioni, sempre anche sul campo, vengono mediate dai social media come Occupy Wall Street e via dicendo, un flusso di informazione online attraverso cooperazione e organizzazione gestito dai media che ti dicono dove non c'è la polizia, come muoverti, identificazione e senso di appartenenza di un movimento collettivo, di un interesse di comunità, scatta l'azione. Allora si va sulle piazze, azioni dimostrative, guerriglia marketing, quindi e cosa succede poi? La visibilità di questi movimenti ritorna nei media, viene amplificata dai media e ritrova nuovi appoggi e altre persone vanno a intensificare questi movimenti nelle piazze. Ma la mia domanda è, bellissimo, ma vale sempre davvero? Guglielmo conosce la storia anche molto meglio di me, o a un certo punto scendono i carri armati nella piazza e basta chiudere l'elettricità e bloccare il web? Purtroppo questa è la verità. Cioè, non è che la tecnologia ha sempre la vittoria sul campo, e ahimè anche gli USA adesso l'hanno imparato. Qualcuno prima ha parlato proprio dell'Afghanistan. Ieri c'era proprio un bell'articolo sulla pagina cultura della Stampa di Quirino che diceva sì, la tecnologia, il controllo, ma non funziona ovunque. Allora cerchiamo di vedere dove questa influenza sussiste. Beh, un caso è storico. Se io vi parlo della Strategic Communication Laboratories, voi dite, beh, sicuramente sarà qualcosa tra l'agency, lo spionaggio militare o comunque per influenza e la manipolazione, vicino a quello che si chiama il PSYOP, che è la guerra psicologica. E effettivamente non attirava talenti dell'università. Ha fatto una genialata questa compagnia inglese, comunque vicino anche ai militari. Si è cambiato nome, si è cambiata, siccome stava a Cambridge, in Cambridge Analytica. Centro università? No, però un bel nome. A questo punto avvicina due personaggi importanti. Kozinski, che aveva un bellissimo costruito algoritmo, un modello per prevedere e anticipare le risposte degli individui, e Kogan, che aveva raccolto decine di migliaia, se non milioni, adesso non vorrei essere preciso, ma temo milioni, poi io vado, la ragione mi dice sempre di ridimensionare, poi quando si va a vedere il dato è veramente sempre, si sta lavorando con i big data, è macroscopico, aveva costruito una bellissima app. L'app era un giochetto, era un test psicologico, dove tu rispondevi a determinate domande e così vedevi il tuo profilo, si chiamava This is your digital life. Ti faceva un profilo psicologico, lui è uno psicologo, quindi qualcosa riusciva già a caratterizzare della tua personalità, dei tuoi dati, e in più per partecipare gratuitamente a questa app dovevi dare il tuo profilo Facebook. Quindi immagazzinava milioni di utenti, milioni di profili. Cosa è successo a un certo punto? L'hanno chiamato a fare le elezioni americane. Lo scandalo non è stato tanto che usava questi profili, poi Facebook ha detto, beh, effettivamente non poteva usarlo, poi presi una società senza avvisare gli utenti un'altra società, ma il vero scandalo, sapete qual era? Era che era inglese e nelle elezioni americane non possono in qualche maniera intervenire o influenzare compagnie straniere. E da lì poi tutto lo scandalo, si è indagato, in effetti faceva politica in maniera anche non sempre pulita in paesi africani, feste tra politiche e politici e donne che poi ovviamente venivano manipolati e via dicendo. Ma guardiamo ad esempio l'esempio di TikTok, colosso cinese. Beh, i giovani su TikTok si sono organizzati, hanno detto andiamo ad acquisire tutti i biglietti di un comizio di Trump e lasciamoli vuoti, comizio deserto. Ma il problema è, va bene, ma sono americani o ci sono dei troll dietro? Perché se lo fanno dei stranieri vanno a influenzare così le elezioni. A TikTok anche ha subito accuse da parte degli USA per utilizzo improprio dei dati in favore della Cina, ma guardate, non solo dagli USA, si sono svolte anche indagini dai servizi segreti italiani. TikTok è stato anche bloccato per alcuni mesi con perdite colossali di miliardi in India per possibili rischi di pedopornografia. Abbiamo visto poi questo a livello mondiale che ha portato, ok, devi semplicemente dire che sei al di sotto di una certa età.
Poi abbiamo visto addirittura che o inizialmente singoli post, Twitter, Facebook, ma poi dopo Capitol Hill sono andati proprio a oscurare le pagine di Trump, ancora presidente, badate bene. Quindi effettivamente si può identificare un contesto dove, diciamo, questi meccanismi di influenza, che possono essere anche a livello geopolitico, funzionino ancora. Però devono essere società particolarmente attente alla loro reputazione democratica, ovvero non possono chiudere internet e scendere coi carri armati in piazza. In tutela dei diritti della persona, di uguaglianza, di inclusione delle minoranze e per la libertà dell'informazione. Badate bene che limitano quindi le stesse possibilità di controllo e di autoritarismi, che sono quelli necessari per disinnescare questi meccanismi. Cina e Russia, infatti, in questo pare valere meno, cioè quest'ansia di reputazione di democrazia. Però è anche vero che dalla Cina a Russia abbiamo meno notizie, perché pochi parlano cinese e russo, le seguiamo anche generalmente di meno per un discorso anche di egemonia culturale. E sono anche quelle più accusate di influenzare maggiormente il mondo libero, però in modi estremamente diversi. Diciamo la Russia a gamba tesa, la Cina attraverso relazioni pubbliche. Da proprio un report internazionale USA, la Russia infatti viene identificata così, con messaggi dirompenti, destabilizzanti, propagandati da media ritenuti agenti di influenza a beneficio russo. Obiettivi: creare un sistema internazionale policentrico in cui gli interessi e gli obiettivi russi siano supportati e rispettati, che la porterebbe a porre in essere influence operation orientate a destabilizzare, erodere la fiducia, promuovere il caos e fomentare lo scontento popolare attraverso cosa? Troll, bot, che sono dei robot che simulano dei troll, e hackeraggio per influenzare politiche straniere, screditare leader e candidati. La Cina lo fa con più classe. Un messaggio positivo, cooperativo e benigno. L'obiettivo comunque è quello di promuovere una visione empatica del governo, delle politiche della società e della cultura cinese, facilitando l'obiettivo di accrescere l'influenza cinese nel sistema internazionale e veicolare l'idea che il sogno cinese sia positivo per tutto il resto del mondo, quasi l'America, cos'è, lo stile di vita americana dopo la seconda guerra mondiale, attraverso agenzie di stampa il cui profilo, quindi relazioni pubbliche sulle agenzie di stampa, il cui profilo sarebbe tale da dissimulare la propria natura propagandistica, se non, come afferma il report, di estensioni del servizio di intelligence civile cinese. Vi ricordo che anche c'è un famoso personaggio italiano, io lo dico sempre, che stranamente era un americano che si ritrovò prigioniero come partigiano e fu liberato grazie, mi sembra, a una lettera tedesca, se non sbaglio, sì, lettera dei tedeschi, credo. E poi andò in America, tornò in Italia e costruì uno dei più grandi programmi italiani, il cui formato arriva ancora ai nostri giorni, che quindi è importato, è anche un modello culturale. La sua salma anche sparì in circostanze misteriose, poi fu ritornata alla famiglia. In un articolo viene anche proprio avvicinato ai servizi segreti americani, se non altro alla prima intelligence non costituita, e sto parlando di Mike Bongiorno, quindi nulla di nuovo. E la Cina che cos'è sotto questo profilo? Beh, la Cina è già, come evidenziato in un articolo fatto con un collega cinese, una grande muraglia tecnologica. È una muraglia tecnologica immensa. C'è un controllo totale dei cittadini attraverso tutti i sistemi digitali. Voi comprate un cellulare e quando comprate un cellulare dovete una cosa far memorizzare dal sistema dell'abbonamento, la vostra compagnia, la vostra faccia, che poi la vostra faccia passa verso la metropolitana, non pagate il biglietto, vi arriva anche sul cellulare la multa. E non avete il portafoglio, avete questo, pagate, comunicate, fate tutto attraverso questo. Chi vi traccia, assieme a tutti gli altri dispositivi collegati, Internet of Things, in ogni vostra movimentazione, fino a darvi una pagella di buona cittadinanza che vi dà o vi esclude da quelli che noi riteniamo diritti. Adesso siamo a 13 minuti. Guglielmo, faccio 2 minuti in cui volevo arrivare alle fake news o mando proprio un piccolo filmato anche esplicativo della Cina e dell'influsso informativo cinese? È 1 minuto e 10 di filmato. Chiedo a te perché sei un regista eccezionale. Non ti sento, sai?
Scusami. 1 minuto e mezzo, conclusione, non il video perché poi non è facile. Va bene. Allora, Ciao. stabilito questo, che cosa fanno? Producono informazioni, contribuiscono a quello che giustamente è stato chiamato infodemia. Come? Attraverso quelle che la fake news oggi sono completamente diverse dalle bufale di un tempo, perché sono psicotecnologie per un ecosistema mediale. Perché psico? Perché vanno a sfruttare attraverso questi sistemi di riconoscimento del nostro profilo proprio quelle che sono le nostre psicologie, all'interno ormai di un ecosistema costituito dai mezzi di comunicazione sociale di massa si confondono. Cioè viviamo in una rete di sistemi automatizzati che ingegnerizzano e manipolano le connessioni, tracciano i desideri, codificano le relazioni delle persone, cose idee in algoritmi per riconoscere ciò che le persone vogliono e come. Diventa valore trasformato in valore nel capitalismo della sorveglianza. Questa struttura algoritmica può suggerire, prevedere o filtrare le informazioni in base alle preferenze degli utenti, creando una camera di echo chamber che potrebbe essere interessante per loro e confermare le loro convinzioni preesistenti. C'è tutto un filo di teoria, noi andiamo a vedere quello che ci piace, quello che già crediamo. Quindi la bolla, il filtro bolla. Ad esempio, l'app che faceva questo di Cambridge Analytica, This is Your Digital Life, faceva questo. Ti profilava psicologicamente, più ti profilava su Facebook. Che cosa si è costruito? Beh, si è inciso enormemente con questa slide. Ho chiuso. Su quello che è il concetto di verità. Non siamo più nell'epoca, se la verità ci rende liberi, qua ormai siamo nell'epoca della post-verità e quindi dovremmo chiederci che grado di libertà abbiamo. E cosa diceva Kasparov, che anche lui adesso cosa è in carcere, se non mi sbaglio? Se riesce a convincere le persone che le notizie vere sono false, diventa molto più facile convincere che le tue notizie false sono reali. È la tecnica del relativismo armata, coniata negli anni 70 del KGB. Se offri abbastanza alternativa alla verità, la verità diventa sfocata. E questo ci sovraccarica. Rimaniamo sempre più attivi, sovraccarichi non solo di informazioni, ma di processi di codifica e decodifica su ciò che può essere vero oppure falso. Eccitati emotivamente, perché le notizie, per essere clickbait, devono puntare sull'emozione, attivazione, pregiudizi cognitivi a danno del ragionamento critico. Dei memi che entrano in gioco, comunque i memi sono unità minima di significato, che ripetuti comunque si diffondono sul lungo periodo. Il ricordo evoca la formula positiva e sintetica di un messaggio, non la sua negazione complessa e razionale. Quindi incide sulla memoria. Io stesso l'altro giorno mi ricordavo una notizia, ma non mi ricordavo la fonte. Noi ci ricordiamo il contenuto, ma non la fonte. Quindi se la fonte è bislacca, ma dopo 1 mese o 2 mesi ci ricordiamo il contenuto, questo passa e rallenta quindi tutta la fruizione e quindi la comunicazione, che potrebbe essere un aspetto positivo questo, dell'informazione data dal dubbio, dal sospetto continuo, se dobbiamo riconoscere ciò che è falso o ciò che è meno. Se una volta dovevamo ricercare la verità come ricercatori, adesso ci troviamo in un processo non opposto, ma molto diverso. Dobbiamo discriminare ciò che è vero da ciò che è falso, ciò che è falso da ciò che è vero, rallentandoci, creando poi quindi un'implosione, una delle conseguenze proprio dell'infodemia di cui aveva parlato Scopelliti. Caro Guglielmo, io ho finito. Grazie infinite al professor Nicola Strizzolo. E adesso chiedo all'avvocato Giovanni Dagnese, che è anche giornalista pubblicista e ha come un incarico anche dirigenziale perché è vicepresidente dell'UXI regionale del Veneto, quindi la Unione Carta Stampata Italiana, e inoltre ha insegnato all'Università di Firenze, all'Università di Bolzano. A lui la parola per la sezione. Iniziamo a occuparci di informazione e dell'informazione anche della Santa Sede. Vediamo un po' che cosa ci dirà Giovanni Dagnese. Grazie Giovanni. Ecco, buongiorno a tutti, ringrazio l'amico professor Guglielmo Cevolin dell'invito, sempre gradito.
Ho cercato anch'io di immettermi nei documenti che la Chiesa, e non sono pochi, posso assicurare, ha diramato in questo periodo pandemico. Non voglio fare astrazioni, e proprio per non fare astrazioni seguirò una traccia, una relazione che poi magari ti darò e quindi avrete la possibilità di ampliarla. Ecco, alcuni concetti mi hanno colpito. Quando si parla della comunicazione, in questo momento, in questo periodo di lockdown, si deve parlare di Papa Francesco, come in passato si poteva parlare degli altri papi. Ma mi fermo su quest'ultimo Papa, perché la sua comunicazione, come vedremo, perché ho riportato proprio alcune frasi che sono taglienti, penetranti, quindi comunicano e danno proprio il senso di questo momento di crisi economica. Era un po' questo il tema su cui mi è stato dato di verificare. Sono state fotografate tantissime situazioni che chiamerei, usando sempre il linguaggio della Chiesa, di disuguaglianze nel mondo, nel continente. Cioè sono state fotografate proprio delle situazioni, diciamo, di grave disuguaglianza. Come sono state comunicate queste situazioni? Intanto con il linguaggio, perché Papa Francesco ha sottolineato a più riprese questi concetti che entrano subito. L'economia è malata. Sintomi di disuguaglianza che il coronavirus ha accentuato rivelano una malattia sociale. Poi, proseguendo chiamiamola la sua catechesi, perché la sua è una comunicazione che fa anche catechesi, incentrata sulla pandemia, lui parla infatti di guarire il mondo. Ecco. Si rifaceva concretamente a delle immagini, ai bambini privi di cibo ed educazione, sottolineando, riporto sempre le sue parole, nel mondo di oggi pochi ricchissimi, un gruppetto, possiedono più di tutto il resto dell'umanità. Dice, questa è statistica ed è un'ingiustizia che grida al cielo. Vedete il linguaggio com'è accessibile, quindi come sa comunicare. Però il Papa nella sua comunicazione non comunica solo dei dati, comunica, tra virgolette, la speranza. Cioè, attraverso dei valori, lui la chiama la fratellanza. La speranza si comunica attraverso la fratellanza. Ecco, anche questo è un passaggio importante, perché di fronte alle cose, quando le cose vanno bene siamo tutti bravi, siamo tutti maestri. Quando invece le cose vanno male, evidentemente è lì che molti, tutti forse, rischiamo quantomeno di perdere la speranza. Allora si intromette in questa logica con un ausilio e dice, raccolgo sempre alcune frasi, in questo tempo di incertezza e di angoscia invito tutti ad accogliere il dono della speranza che viene da Cristo. È Lui che ci aiuta a navigare nelle acque tumultuose della malattia, della morte, dell'ingiustizia, che non hanno l'ultima parola sulla destinazione finale. Quanti bambini oggi muoiono di fame per una buona ridistribuzione della ricchezza, per un sistema economico, e quanti bambini oggi non hanno diritto alla scuola per lo stesso motivo. Ecco, che sia questa immagine dei bambini bisognosi per fame e mancanza di educazione, dice sempre Francesco, ci aiuti a capire che dopo questa crisi dobbiamo uscire migliori. Poi salto alcune cose che poi potete leggere tranquillamente nella relazione. Quindi, per parlare della comunicazione della Chiesa, della Santa Sede in generale, bisogna in questo momento partire da questo quadro, che adesso ho introdotto un po' con alcune frasi molto più ampie, molto più interessanti, perlomeno averlo presente nel contesto generale. E questo è quello che io mi sono permesso di chiamare il vissuto internazionale economico, cioè quello che realmente accade. Un altro esempio che mi piace citare è che il Papa usa
non solo il Papa, la Chiesa, la comunicazione della Santa Sede, diciamo, usa spesso delle metafore. Ecco, l'uso delle metafore, proprio per avvicinarsi molto di più a tutti. L'uso della metafora, per esempio, una metafora importante è l'Areopago, cioè questa piazza dove forse è la più significativa tra le tante, questa piazza virtuale. Questa metafora sottintende l'uso di numerosi strumenti informatici, un contesto che viene definito dagli studiosi società digitale, cioè una società però non avulsa dall'ambiente in cui si vive. Quando si parla della comunicazione, quindi si intende sì un insieme di tecnologia dell'informazione e della comunicazione che nel tempo producono effetti, però utilizzando anche un'espressione di Massimo Cacciari, che mi pare azzeccata, insomma, in un certo senso, l'umanità prende il sopravvento a scapito della materialità, ecco, dell'immagine della comunicazione. Un'umanità bella e fragile nello stesso tempo, capace di traslare se stessa in quelle meravigliose invenzioni attraverso quelle categorie che da sempre l'hanno contraddistinta. Ne cita alcune, la prossimità, che riguarda i media perché essi sono vere e proprie opportunità pastorali, uso il termine della Chiesa ovviamente, che contribuiscono non solo a comunicare, ma anche esprimere il dato umano che fa la Chiesa. In altre parole, al primo posto c'è la persona. La comunicazione deve avere sempre al primo posto nella Santa Sede, e direi anche per tutti, la persona. Ma ritornando a Papa Francesco, questo concetto a me pare che lo faccia quasi vibrare e dice: i media non devono essere fattori, ecco ancora il linguaggio, di inquinamento mentale o rumori dispersivi, ma opportunità concrete di un nuovo sviluppo culturale dell'umanità. Quindi la vera comunicazione interagisce con il problema concreto, altrimenti non è comunicazione, forse non è neanche informazione, è un'altra cosa. Se la crisi economica ha portato a situazioni di estrema povertà, ecco, un altro passettino verso il fare, comunicare inteso anche come fare, occorre comunicarlo per poter trovare soluzioni assieme. Vado un po' avanti, in questo senso dice: è importante cogliere il significato di comunicare. Non mi soffermo sui mezzi della struttura della Santa Sede e della Chiesa che ho già trattato nei precedenti seminari degli anni scorsi, che potete trovare magari andando a vedere in internet. Però intendo quantomeno sottolineare che il buon comunicatore deve tener conto di coloro, come è stato detto anche prima, a cui si sta rivolgendo. E se si vuole, in termini più generali, il concetto di azione sociale elaborato da Max Weber, ma semplifico subito. Se l'insegnante parlasse per conto suo e molto velocemente, senza rivolgersi a nessuno, l'azione non sarebbe sociale. Questo è il concetto di azione sociale. Sarebbe un'altra cosa che non avrebbe niente a che fare con la comunicazione. Oggi più che ieri questo concetto è importante per la Chiesa, perché partendo dall'umanità si può arrivare all'incontro e quindi la comprensione. Gli attuali strumenti comunicativi sono pertanto necessari in questa logica. La comunicazione digitale, internet. Ecco, un altro esempio che mi piace citare: non è una rete idrica, così si esprimeva Antonio Spadaro, un giornalista di Civiltà Cattolica, nel senso che non si deve ragionare in termini strumentali. La rete, semmai, è un'esperienza, altrimenti sarebbe come dire che il focolare domestico è l'edificio abitativo, le mura della casa, e non l'affetto dei coniugi e dei figli che assieme vivono le loro vicissitudini quotidiane. I social per la Chiesa, come vedremo subito con alcuni esempi ancora concreti, rappresentano appunto quell'areopago,
quella piazza, quell'agorà, che richiede partecipazione attiva, e sottolineo, e non passività o ascolto inerte, o peggio, incomprensione da parte dei soggetti privi di identità. Così si esprimeva anche un altro sociologo, Bauman. L'azione comunicativa di Papa Francesco parte dalla sua ferma convinzione in una società aperta che comunica. La sua idea è, se volete, rivoluzionaria e non è parca di elogi, ma nemmeno ha paura di denunciare i vizi che circa l'uso degli strumenti informatici e delle nuove tecnologie digitali. Comunicare per Francesco, ripeto, significa prima di tutto essere autenticamente se stessi. Solo così si può concretizzare la cultura dell'incontro e solo in questo modo la si può condividere. Sono tutti termini che lui riprende. La sua non è una comunicazione esclusiva, ma al contrario si rivolge agli esclusi, agli ultimi. Il suo comunicare quindi è semplice, accessibile a tutti. Ho portato alcuni esempi, proprio alcuni pezzettini, presi dai 6 messaggi per le giornate mondiali delle comunicazioni sociali. Per esempio, una frase estrapolata dal 2014, una frase estrapolata dal primo messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali. I media, dice, possono aiutarci a farci sentire più prossimi gli uni agli altri. Comunicare bene ci aiuta ad essere più vicini. Vedete che ci sono i temi dell'incontro. Nel 2015, un'altra frase estrapolata, nella famiglia è soprattutto la capacità di abbracciarsi, sostenersi, accompagnarsi, decifrare gli sguardi e i silenzi, ridere e piangere insieme tra persone che non si sono scelte e tuttavia sono così importanti l'una per l'altra, a farci capire cosa è veramente la comunicazione, come scoperta e costruzione di prossimità. Ancora, nel 2016, la comunicazione, i suoi luoghi e i suoi strumenti hanno comportato un ampliamento di orizzonti per tante persone. Questo è un dono di Dio misericordia, ma è anche una grande responsabilità. E qua faccio puntini. Nel 2017, nel rifiutare i pregiudizi verso la comunicazione, favorisca una cultura dell'incontro, riprende ancora il tema di 2 anni prima. Nel 2018, c'è un fatto nuovo, il Papa si sofferma più intensamente su questo universo mediale, soprattutto analizza le cosiddette fake news a causa della loro configurazione, questa natura mimetica, nascosta, che contribuiscono a consolidare quella logica della disinformazione. Il Papa la definisce la logica del serpente astuto. Francesco dà suggerimenti indicando il bisogno di un giornalismo di pace, come il processo comunicativo, capace di dare notizia senza farsi schiacciare dalla logica di uno contro l'altro. E infine il 6º messaggio, comunicare vuol dire servire, altro elemento importante. La sua è una pastorale della comunicazione che si ispira evidentemente direttamente al Vangelo. Nel 50° messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che si intitolava Comunicazione e Misericordia, usa un'altra metafora efficace, quella della strada. La strada è un simbolo usato da Francesco inteso come prossimità, vedete che riprende sempre quei valori che accennavo all'inizio. Perché la strada? Porta sempre a qualcosa e il comunicatore diventa un camminatore instancabile, con un piccolo Vangelo in tasca, dice Francesco. Per l'uso che Francesco fa degli strumenti di comunicazione, Twitter, Instagram, eccetera, è stato definito un'icona del web. Lui l'ha rifiutato prontamente questo termine, perché per lui la comunicazione è cosa del cuore, uso sempre parole sue. Non è la tecnologia che determina se la comunicazione è autentica o meno, ma il cuore dell'uomo e la sua capacità di usare bene i mezzi a sua disposizione. Quindi vado verso la conclusione. C'è un passaggio che in un contesto internazionale fragile non lo affronto, lo trovate, ma per concludere questo lunghissimo ma pregnante significato del messaggio, si può sostenere che la comunicazione, io direi sia a livello parrocchiale fino alla vetta, diciamo,
all'apice gerarchico ecclesiale, esiste una grande attenzione, un grande impegno anche direi nell'utilizzare questi mezzi di comunicazione. La cosiddetta pastorale oggi è preoccupata di umanizzare la comunicazione. L'attualità della pastorale mediale, così viene chiamata, non è altro che il dato di fede incarnato nell'attuale contesto comunicativo, caratterizzato dalla presenza e dello sviluppo dei media digitali e dai fattori di convergenza e della interattività. Sono sempre parole del Papa. E nelle sue parole, come ho detto all'inizio, i bambini, la guerra, la pace, la pandemia, l'unità e la vicinanza sono termini che si trovano dappertutto, sono fortemente utilizzati. In ogni caso, la comunicazione noi sappiamo che perché sia tale, come ci insegnano gli esperti, gli studiosi, deve essere appunto andata e ritorno e quindi ha bisogno di interlocutori capaci di parlare, farsi capire, come è stato detto anche prima, da un lato, e di persone in grado di capire dall'altro. Quindi, sempre secondo alcuni attenti osservatori, alcuni parlano di educare anche i media verso azioni ispirate alle più alte qualità cognitive, etiche ed estetiche dell'umano. Per questo anche la dimensione dell'educazione è quindi completamente coinvolta. Si è introdotto il termine educazione alla comunicazione come gradino qualitativo di libertà verso la proclamazione dei più autentici valori. Come operare della Chiesa investe quindi anche una dimensione normativistica, cioè basata su regole, prescrizione. La rimando a quanto ho scritto nella relazione. In questo ultimo periodo pandemico si è dunque sempre coniugato la comunicazione con valori e necessità. La progettualità della Santa Sede e della Chiesa in generale con riferimento alla comunicazione è cambiata solo con riguardo ai mezzi, non ai fini evidentemente. I suoi valori sono espressi e diffusi grazie al web in rete. Il rischio però che la razionalizzazione dei processi tecnologici non intacchino i valori purtroppo permane. La ragione deve coniugarsi con il sentimento e l'umanità, evitare il rischio di inquinamento dei valori. Un po' la sintesi dei discorsi che ho estrapolato dal Papa. I media infatti sono ovunque, perciò sono il reale che ha contaminato o quantomeno mutato l'identità. Sempre gli studiosi a riguardo sostengono che si tratta di società fluida, per alcuni gassose, che sta a significare, fra l'altro, che la cosiddetta rivoluzione digitale cambia destrutturazione. Per questo Francesco chiede di essere se stessi per comunicare nella verità, in quella che lui chiama, come abbiamo visto prima dalle sue parole, la cultura dell'incontro. Mi piace citare a conclusione le parole di Francesco: non è la tecnologia che determina se la comunicazione è autentica o meno, ma il cuore dell'uomo e la sua capacità di usare bene i mezzi a sua disposizione. Così operando probabilmente si farà un servizio utilizzando il dono dei mezzi digitali anche per risollevarci dalla situazione che la pandemia ha contribuito ed aggravato. Grazie. Grazie infinite a Giovanni Dainese, che è avvocato, giornalista, ha insegnato all'Università di Udine di Bolzano. Adesso subito la parola a Simone Tonin, che è professore all'Università di Udine di economia politica, ha insegnato a Durham e ha fatto il dottorato di ricerca a Glasgow. Quindi la parola a Simone Tonin e così siamo pienamente nella seconda sezione, occupandoci di economia. Grazie mille Guglielmo. Mi sentite bene? Si sente bene, si sente bene. Allora, buon pomeriggio a tutti. Volevo innanzitutto ringraziare il professor Cevolin per aver organizzato questo bel evento e per avermi invitato. Allora, adesso io ho una presentazione che provo a condividere, che dovreste riuscire a vedere ora. Si vede. Ecco. Allora,
In questo mio breve intervento vi parlerò del capitalismo oligopolistico. Questo è un lavoro che abbiamo fatto insieme al professor Codognato dell'Università di Udine. Allora, innanzitutto cerchiamo di definire alcuni termini. Cosa intendiamo per oligopolistico? Che cos'è l'oligopolio? L'oligopolio è una situazione di mercato dominata da poche imprese, che sono appunto gli oligopolisti, e queste imprese controllano elevate quote del mercato in cui operano. Un esempio che si fa spesso al giorno d'oggi sono le cosiddette GAFA, i cosiddetti GAFAM, che sono Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. Queste sono tutte imprese, tutti oligopolisti nei settori in cui operano. Ad esempio Google è l'impresa che domina il settore dei motori di ricerca, Amazon è un'impresa con un'elevatissima quota di mercato nella distribuzione e così via. Brevemente, questa presentazione sul capitalismo oligopolistico è costruita principalmente su due fonti. Uno è questo libro di Coates, che parla del capitalismo neoliberale, noi lo chiamiamo capitalismo oligopolistico e tra un po' vi spiego meglio anche perché. E poi un altro working paper del professor Codognato su capitalismo oligopolistico ed economia politica. Allora, la mia presentazione inizia cercando di fornirvi una prospettiva storica, quindi cerco di spiegarvi cos'è successo al capitalismo dal dopoguerra ad oggi e poi nella parte finale cercherò di spiegare cosa sta accadendo oggi e quali sono le prospettive per il futuro. Allora, cosa vedete in questo grafico? Allora, questo grafico riguarda l'industria manifatturiera americana e ci mostra la percentuale di valore aggiunto prodotto dalle 150 imprese più grandi del settore manifatturiero americano. Allora, vediamo che le 150 imprese più grandi, su una popolazione di circa 300.000 imprese, produce qualcosa fra il 37 e il 40% del valore aggiunto dell'intero sistema manifatturiero. Quindi vedete come una percentuale piccolissima di imprese, il 0,05%, controlla una percentuale del valore aggiunto che ondeggia fra il 30 e il 40%. Questo è un indice che il settore manifatturiero americano è molto concentrato. Allora, quali sono poi le altre indicazioni che ci dà questo grafico? Che il settore manifatturiero è ovviamente un settore molto importante dei nostri sistemi economici, quindi noi crediamo che anche gli altri settori economici siano poi caratterizzati da un elevato livello di concentrazione. E poi l'altro suggerimento che ci dà questo grafico ci fa vedere che questo grafico inizia dagli anni 60 e arriva fino al 2012, mostra come il livello di concentrazione sia rimasto più o meno lo stesso dagli anni 60 a oggi. Poi vedete che ondeggia fra il 37 e il 40%. Quindi questo grafico suggerisce, concludendo, che il capitalismo americano è caratterizzato dall'oligopolio e che è sempre stato così fin dagli anni 60 ad oggi. Ok? Quindi la struttura dell'economia, appunto, quindi la struttura dei mercati, il fatto che siano dominati da oligopolisti, sembra essere una costante lungo tutto l'arco di questi ultimi 70 anni, diciamo sempre dal dopoguerra in poi. L'altro aspetto però importante è che se la struttura del capitalismo è rimasta la stessa, le forme di capitalismo, la forma del capitalismo è mutata. Quindi analizzando la storia del capitalismo dagli anni 50 ad oggi, si vede che essenzialmente, diciamo così, il sistema americano, ma questo poi vale anche per l'Europa, è stato caratterizzato in una prima fase che va dal dopoguerra agli anni 70 da un capitalismo oligopolistico regolamentato e poi dagli anni 80 ad oggi da un capitalismo oligopolistico neoliberale. Qui cito a lato il capitalismo oligopolistico di Stato, che è un'altra forma di capitalismo oligopolistico di cui parlerò molto brevemente perché, data la situazione mondiale, devo a un certo punto dire qualcosa sulla Cina. Ok? Quindi adesso cerchiamo di focalizzarci su questi due tipi di capitalismo. Quindi la struttura dell'economia è la stessa, il capitalismo però ha avuto due forme. Quella regolamentata, che ha avuto le seguenti caratteristiche. Il capitalismo regolamentato si basa su le teorie economiche keynesiane che credono in un ruolo importante dello Stato, del governo nel sistema economico,
questo per controllare la disoccupazione e l'inflazione. Quindi più in generale, durante l'era del capitalismo regolamentato, abbiamo avuto una forte regolamentazione dell'economia globale, quindi scambio di beni, servizi e flussi di capitali regolamentati e controllati, regolamentazione del governo delle industrie e in particolare del settore finanziario, un forte antitrust per controllare le concentrazioni economiche, un forte welfare state e un ruolo preponderante dei sindacati e della contrattazione collettiva. Questo tipo di capitalismo arriva al termine negli anni 70 con la crisi petrolifera, quindi diciamo che gli anni dal 1970 fino al 1980 è un periodo di transizione. Quindi dagli anni 80 in poi si prende piede questa forma di capitalismo oligopolistico neoliberale, quali sono le sue caratteristiche? Allora, innanzitutto questo si fonda sulle teorie economiche della scuola di Chicago, che credono che i mercati siano lo strumento migliore per far sviluppare le economie e che i governi di fatto siano semplicemente un ostacolo allo sviluppo del sistema economico. Quindi durante il capitalismo neoliberale sono state rimosse le barriere ai movimenti di beni e di capitali fra i vari stati del mondo, quindi una forte promozione della globalizzazione, deregolamentazione delle industrie e del settore finanziario, che poi ha portato alla crisi del 2008, indemonimento dell'antitrust. Per la scuola di Chicago l'oligopolio non è un problema, e privatizzazione dei beni pubblici, dei beni pubblici e dei servizi pubblici e riduzione dei programmi di welfare. Infine, da ultimo, una riduzione del ruolo dei sindacati e una minore importanza della contrattazione collettiva. E vedete brevemente che queste caratteristiche sono tipiche del capitalismo che vediamo anche noi oggi tutti i giorni. Ok? Allora, in questa slide, semplicemente per ricatturare la vostra attenzione, faccio vedere quali sono alcuni dei protagonisti di questi due capitalismi. Capitalismo regolamentato al suo teorico in Keynes, e le sue politiche sono state iniziate da Franklin Delano Roosevelt poco prima della seconda guerra mondiale, poi sono continuate negli anni 50 e 60. Capitalismo neoliberale, i suoi teorici in Milton Friedman e Hayek, e poi le politiche sono state portate avanti e sviluppate da Margaret Thatcher in Inghilterra e Ronald Reagan negli Stati Uniti. Ora, voi potreste pormi una seconda domanda e chiedermi, ma si vedono poi delle differenze, a parte queste caratteristiche, nei dati, diciamo così, nella performance del sistema capitalistico? Si vedono delle differenze fra due tipi di capitalismi? La risposta è sì. Allora, come al solito, lasciate perdere la barra in mezzo che riguarda questo periodo di transizione fra i due capitalismi. Consideriamo il capitalismo regolamentato. È caratterizzato da una disoccupazione del 4,8%, mentre il capitalismo neoliberale è caratterizzato da una disoccupazione superiore, intorno al 6%. Quindi, capitalismo neoliberale è caratterizzato da una maggiore disoccupazione. Quindi in questo grafico serve per vedere il livello delle disuguaglianze. Qui si vede su quest'asse verticale, si vede la percentuale del reddito nazionale detenuta dalle 10 famiglie più ricche americane, e quello che mi interessa in questo grafico è farvi vedere che durante l'era del capitalismo regolamentato il reddito di queste famiglie era molto elevato, era il 35% del reddito nazionale, ma è rimasto stabile. Poi con l'arrivo del capitalismo neoliberale queste famiglie, 10 famiglie più ricche, sono diventate sempre più ricche. Quindi il capitalismo neoliberale è anche promotore, o comunque la sua forma promuove le disuguaglianze economiche. E quello che poi mi ha sorpreso di più come economista è il tasso di crescita del sistema economico. Il capitalismo regolamentato, dove appunto il governo interviene nel sistema economico, è caratterizzato da un tasso di crescita più elevato rispetto al capitalismo neoliberale. Ok, quindi vedete che abbiamo capitalismi con caratteristiche diverse e poi con delle performance molto diverse. Ora vado verso le conclusioni. Cosa sta succedendo negli Stati Uniti? Dove andranno gli Stati Uniti nei prossimi anni? Questa è una domanda molto complessa, e c'è molta incertezza perché c'è stata la crisi del Covid-19 e c'è un nuovo presidente in carica da circa 10 mesi. Ora, alcune iniziative prese da Biden sembrano andare verso una
un capitalismo regolamentato, sta promuovendo un forte programma statale di investimenti, aumento delle tasse sulle grandi imprese, un forte antitrust, basta vedere chi ha nominato a capo dell'antitrust americano, e anche promozione del ruolo dei sindacati. Quindi se questi segnali iniziali troveranno conferma nei prossimi anni, sembrerebbe che gli Stati Uniti stanno per entrare in una nuova fase del capitalismo che sempre Coates chiama Green Social Democracy, quindi una socialdemocrazia verde. Però questo bisogna vedere se poi queste iniziative iniziali di Biden diventeranno certezza. Non si può non parlare della Cina. Cosa succede in Cina? Ovviamente la Cina è totalmente al di fuori del discorso che ho fatto finora, perché in Cina c'è quello che ho inizialmente chiamato prima capitalismo oligopolistico di Stato. Questo è un sistema economico misto in cui lo Stato controlla una quota rilevante delle risorse, ma è molto diverso dal sistema della Russia sovietica, dove era un sistema economico collettivista in cui lo Stato possedeva la totalità delle risorse. E questa forma di capitalismo oligopolistico, detta anche terza via, è un sistema di successo. Quindi è vero che è importante ricordare che non si basa su un sistema democratico, un sistema politico democratico, ma se uno dovesse semplicemente valutare di nuovo le performance economiche, i risultati economici, questo sistema di capitalismo ha portato la Cina a essere la seconda potenza mondiale. Allora invece poi, arrivando appunto a casa nostra, parlando dell'Europa, allora in linea di massima l'Europa segue l'evoluzione storica degli Stati Uniti. Diciamo che le differenze principali è che la struttura, il sistema economico europeo è meno concentrato, quindi è meno dominato da grandi oligopolisti, quindi la dimensione media delle imprese europee è più piccola, c'è una minor disuguaglianza dei redditi e, cercando di capire dove andrà l'Europa in futuro, qui c'è decisamente molta incertezza, perché un problema tipico, peculiare dell'Europa è che il potere politico, in assenza di uno Stato federale, non è in grado di proporre al big business una nuova forma di capitalismo oligopolistico regolamentato che ridefinisca la struttura economica dell'intera Unione Europea. Quindi mentre negli Stati Uniti è chiaro, c'è un sistema federale, un presidente che può cercare di sviluppare o dirigere il sistema capitalistico verso una nuova forma, in Europa non è chiaro chi debba fare questo e se gli organismi europei hanno la forza poi di fare questo. E quindi concludo, il capitalismo oligopolistico in Europa sembra essere una situazione di estrema fragilità rispetto al capitalismo oligopolistico degli Stati Uniti, che è appunto dominato da imprese molto molto grandi, da grandi oligopolisti, e dall'altro rispetto al capitalismo oligopolistico di Stato cinese, che è sia dominato da grandi imprese e si basa su un sistema non democratico. Quindi sembrerebbe un'analisi che si può fare molto semplice, che sembrerebbe che quindi le imprese europee sono esposte al potere di mercato oligopolistico del resto del mondo, in particolare di Cina e America. Ed è importante ricordare che l'Italia presenta un'ulteriore fragilità, in particolare anche la nostra regione, in quanto abbiamo una struttura economica in cui prevalgono storicamente le imprese di piccole e medie dimensioni che spesso divengono vittima delle dinamiche globali. Come si può uscire da tutto ciò? Ci sono vari economisti stanno elaborando delle possibili alternative più o meno complesse. Qui cito un lavoro di Corneo che ha fatto sulle forme di capitalismo. Lui dice che una alternativa a un oligopolio statale o privato come quello americano, lui propone questa riforma economica e istituzionale che consiste nella formazione progressiva di un capitale pubblico, indipendente dal potere politico, ma controllato in modo democratico dai cittadini, il cui obiettivo sarebbe sia avere le grandi imprese, perché servono per competere nel sistema globale, ma queste grandi imprese avrebbero poi come ultimi azionisti i cittadini. Ovviamente questo è un obiettivo molto ambizioso e Corneo nel suo libro poi sviluppa anche tutta una serie di step intermedi per raggiungere questo obiettivo. E io concluderei qua. Grazie infinite. Grazie a voi. Grazie infinite al professor Tonin, che adesso vediamo. Sì, perfetto, si è già tolto in evidenza, è tutto a posto.
Adesso invito il generale di Corpo d'Armata Roberto Bernardini e faccio solo un secondo di mio intervento per chiudere l'aspetto relativo all'economia, e cioè cercando di collegare il tema della sovranità, della sicurezza nazionale e dell'autonomia strategica europea. Faccio solo due esempi. L'intelligence nazionale in Cina 2016, un documento nel quale dice che i cittadini devono collaborare con i servizi di sicurezza e i servizi di sicurezza raccolgono le informazioni senza rivelare la collaborazione, ovviamente, però poi questo sistema di intelligence in Cina, ecco, durante la pandemia ha dimostrato qualche problema per diciamo, diritti umani. Si sono verificati tanti casi che hanno avuto a che fare sia con medici che con giornalisti che hanno subito violazione dei diritti umani. E poi l'altro aspetto che volevo sottolineare era il tema del Golden Power, cioè il fatto che sia a livello europeo sia a livello italiano interno c'è il cosiddetto tema della Golden Share, cioè della possibilità di introdurre delle limitazioni negli acquisti di società che hanno a che fare con settori strategici che riguardano il sistema della comunicazione, che riguardano il sistema dell'informazione, che riguardano le nuove tecnologie, l'energia e così via, diversi settori, e introdurre delle limitazioni all'acquisto da parte di soggetti stranieri. Ecco. E poi anche sullo sfondo c'è ovviamente la guerra del 5G, del 6G e anche diciamo dei microchip che oggi sono al centro della produzione di Taiwan, l'aspetto centrale per l'utilizzo delle nuove tecnologie sotto il profilo dei dati, sotto il profilo dell'intelligenza artificiale, sotto il profilo della comunicazione di internet e così via. Bene, io ho cercato di recuperare un po' di tempo, ma alle 16:15 do la parola al generale di Corpo d'Armata Roberto Bernardini, che è il nostro esperto di geopolitica. Grazie Guglielmo. Il tempo che ci è concesso è di 12 minuti più o meno, per cui sarebbe il tempo necessario per fare sicuramente dei saluti fatti bene, però voglio dire, partiamo subito, quindi buon pomeriggio a tutti, e io vi dico subito che getto sul vostro tavolo solamente alcuni concetti, in maniera tale da offrire a chi di voi poi dovesse elaborare qualcosa di scritto, così qualche ripensamento è necessario anche da questo punto di vista. Allora, sono 3 i concetti che butto sul vostro tavolo e sono tutti concetti che si riferiscono alla resilienza, un termine che avete sentito e che adesso cercheremo rapidamente di spiegare. E allora, diciamo che resilienza è quel termine che è divenuto assolutamente di moda durante la pandemia, ma è anche un termine che sta a significare la speranza del successo delle iniziative di sostegno ai popoli e ai loro governi che a livello europeo sono state lanciate lo scorso anno. Direi che la resilienza è diventata di uso comune anche al di fuori dell'ambito scientifico. Voi sapete che resilienza è un termine che si riferisce più che altro ai materiali. E basti pensare che questo termine è stato inserito persino nel titolo del progetto europeo che coordina gli interventi di supporto a sostegno delle economie e delle imprese lanciato per uscire dalla pandemia di Covid-19, il noto PNRR, che vuol dire Piano Nazionale di Ripresa e appunto di Resilienza.
Allora, questa resilienza è probabilmente quasi un sentimento che ci deve pervadere in questa rinascita, che deve pervadere tutte le nostre azioni in tutti i settori, come vedremo. È quindi una rinascita la resilienza, una resistenza alla cosiddetta mala sorte del Covid, ed è un sentimento, come dicevo prima, indispensabile per mantenere in auge un pochino la nostra civiltà, e questo è un primo punto di riflessione che vi invito a fare. E allora diciamo che noi oggi parliamo, in questo piccolo mio intervento, di resilienza in relazione alle nostre tematiche del seminario, e per cui i 3 concetti che io vi propongo sono: ne parliamo di resilienza brevemente in generale per dire che cos'è, per capire di che cosa parliamo, poi ne parliamo anche per individuare l'impatto di questa resilienza sulle relazioni internazionali, e un po' anche in conseguenza di quello che è successo in Afghanistan, cioè della debacle della vigente leadership mondiale, che è stata resa tragica dalla, diciamo così, sconfitta, ma più che altro fuga da Kabul alla quale abbiamo assistito. E poi ne parliamo anche molto rapidamente come concetto in relazione alle nuove tecnologie, in specie quelle della cibernetica, che rappresentano la sfida vera sulla quale andranno ricostruiti probabilmente i rapporti internazionali. Allora, la pandemia Covid-19 è lo scenario di sicurezza al quale non eravamo assolutamente preparati. Quindi affrontare il Covid-19 per i nostri governi è stato veramente un test globale di verifica delle loro capacità. Questo perché? Ma perché l'ipotesi di una pandemia così diffusa, ancorché appunto ipotizzata in passato, non era mai stata studiata in profondità, né ci si era predisposti ad ottenere degli strumenti capaci di poterla eventualmente gestire. E allora diciamo che questa pandemia non è stata considerata nella giusta maniera, per cui è diventata anche oggetto di una comunicazione molto critica, nel senso che, visto che la questione è andata così, diciamo che la pandemia era un problema di sicurezza, non era un problema di sicurezza, probabilmente non si era ben capito perché non la si era studiata. Diciamo che la pandemia è un problema di sicurezza e richiede idee chiare e soprattutto le migliori informazioni possibili. Come per una guerra, un pochino è la stessa cosa, però questa pandemia ha evidenziato anche nostre incapacità e delle complessità completamente diverse. E allora, qual è il contesto in cui ci siamo mossi durante questa pandemia? Beh, diciamo che siamo stati circondati, come ha già detto prima, molto meglio di me, il nostro Scopelliti, diciamo che siamo stati circondati da informazioni incomplete, fuorvianti, disinformazione generalizzata, troppa informazione, ce l'ha ricordato proprio Scopelliti, si è parlato di infodemia addirittura. Bene, questo sovraccarico di informazioni e di fake news diffuse, che cosa fa? Beh, prende di mira le persone al fine di fare che cosa? Di innescare in queste persone azioni e reazioni che mirano a destabilizzare, perché vedete, la riduzione della fiducia nelle persone di fatto influisce anche sulla fiducia che le persone hanno nei confronti dei loro governi e delle misure che questi governi prendono oppure, come è stato il caso della pandemia, impongono. E allora diciamo che questa crisi del coronavirus ha influito sulle sfide sociali che erano già in atto e diciamo sfide sociali che in genere non rientrano nei problemi della sicurezza, per esempio militare, cioè sull'uso della forza, ma sono cose che potrebbero comunque, come abbiamo accennato prima, destabilizzare, se non paralizzare addirittura intere società. E allora resilienza è intesa come? Beh, la resilienza è la capacità di una società di resistere, ma soprattutto di riprendersi da gravi shock, e questa resilienza implica anche il raggiungimento della capacità di evolversi, oppure
oppure di adattarsi a cambiamenti imprevisti e potenzialmente duraturi come la pandemia. E questo è un altro concetto abbastanza importante. Dopo la pandemia la nostra resilienza ci dovrà consentire di modificare le situazioni nelle quali vorremmo vivere. La gente si aspettava e si aspetta che i governi risolvano sempre le crisi il prima possibile, ma cosa succede se, come nella crisi del coronavirus, invece il problema si protrae nel tempo? Come è possibile resistere? Bene, la resilienza della società può quindi richiedere anche non solo una resistenza di prima mandata, ma anche degli adeguamenti a nuove normalità. Cioè usciremo dalla pandemia, dovremo adottare dei sistemi diversi anche per la vita quotidiana. E anche questo è un argomento che sarebbe interessante approfondire. Due parole molto rapidamente sulle minacce invisibili, quelle ibride, e sulla cosiddetta zona grigia. Bene, le minacce alla società odierna sono sempre più generate con mezzi non militari, non violenti. Invece di attraversare i confini con i carri armati o sparare con le armi, gli avversari hanno trovato modi più semplici per creare delle crisi e dei conflitti. La strategia odierna in che cosa consiste? Beh, consiste nell'utilizzare soprattutto la disinformazione o gli attacchi informatici, per esempio, per erodere la fiducia nelle autorità a favore dei disordini sociali e o politici. Cioè, quello che dicevamo prima, si deve cercare di sconfiggere la fiducia dei popoli nei propri governanti per destabilizzare. Sono queste cosiddette minacce invisibili, che sono difficili da rilevare e da rintracciare, ma anche da attribuire a un certo avversario. Quindi, sebbene questa pandemia non sia un nemico in sé, diciamo che è una delle minacce invisibili di cui abbiamo parlato adesso, e che è una minaccia che può essere utilizzata a questo scopo. Poi ci sono anche altre minacce che portano alla destabilizzazione, sono le cosiddette minacce definite ibride. A voi approfondire questo concetto delle minacce invisibili e delle minacce ibride, trovate larga letteratura dappertutto. E allora concludiamo dicendo che prepararsi alla complessità di queste minacce invisibili, l'ambito delle quali abbiamo messo anche la pandemia, richiede un approccio molto più complesso rispetto alla guerra convenzionale che andava fatta con le armi, rispetto alle crisi precedenti che avevano una loro precisa definizione. Qui il mondo è tutto evanescente e siamo in quella società liquida di cui sempre Scopelliti parlava prima, se non sbaglio, che è estremamente difficile da gestire. Allora, infine, diciamo che la resilienza è una componente importante in un approccio globale e soprattutto la cosiddetta resilienza civile, sia istituzionale oppure anche all'interno della società stessa, è cruciale e fa parte di questa moderna deterrenza che dobbiamo mettere in atto. Dobbiamo quindi cogliere, questo è importante, l'opportunità fornita da questa pandemia, non lasciamocela sfuggire, per apprendere delle lezioni cruciali sulla fiducia, sulla resilienza, sugli approcci globali che dovremo avere per migliorare la nostra situazione e soprattutto per valutare la complessità di questa situazione. Il secondo aspetto che abbiamo trattato molto rapidamente è invece la resilienza per quanto riguarda le relazioni internazionali alla luce di quello che è successo a Kabul. Bene, le immagini che abbiamo visto dei civili aggrappati agli aerei americani per lasciare Kabul e dei talebani seduti bellamente nell'ufficio presidenziale resteranno sicuramente i simboli della sconfitta dell'Occidente. Dopo 2 decenni gli Stati Uniti e i loro alleati, come sapete, si sono ritirati lasciandosi dietro un sonoro fallimento proprio quando si avvicinava il 20° anniversario degli attentati alle Torri Gemelle e al Pentagono, che erano proprio serviti da pretesto per il loro ingresso a Kabul. Si dice, qui faccio un inciso, che gli americani abbiano lasciato tante armi ai talebani, eccetera. Certamente hanno lasciato tanti materiali in grande quantità, perché gli americani le guerre le fanno sempre
anche con la grande dovizia di disponibilità di materiali. Però diciamo che quello che hanno lasciato sicuramente non può aumentare di molto la capacità militare dei Pashtun estremisti, cioè di quei talebani che sono adesso al potere, perché diciamo che la loro potenza è più che altro basata sulle vecchie armi russe. Le tecnologie sensibili in Afghanistan non sono state molto impiegate, dobbiamo dire, hanno comunque dei sistemi di autodistruzione, così come aerei, droni ed elicotteri, che senza software sono solo simulacri metallici, per cui io non mi preoccuperei più di tanto di quelle fotografie che abbiamo visto di qualche aereo con le gomme sgonfie ed elicotteri messi fuori uso. Certo, diciamo che sono rimaste e ci sono in Afghanistan tantissime armi, molte delle quali derivano proprio da tutte le armi che i russi invece in quell'occasione lasciarono. I Kalashnikov, ce ne sono a milioni. Per quanto riguarda questo discorso, al di là di ogni recriminazione oppure di rimpallo di responsabilità di chi è la colpa di questo fallimento in Afghanistan, dobbiamo invece in maniera molto più pragmatica interrogarci sulle conseguenze a breve e media scadenza, ma anche sui provvedimenti che dovremo cercare di adottare per tutelare che cosa? Per tutelare le relazioni internazionali tra Stati Uniti e partner anche della NATO, ma non solo, partner che sono rimasti molto sorpresi dalla fuga americana, non assolutamente né mediata né concordata, ma decisa unilateralmente dagli Stati Uniti. Allora è logico che la prima delle grandi domande che ci si pongono è che cosa comporti questo generalizzato crollo della fiducia anche dei partner nella potenza egemone, gli Stati Uniti, e quindi conseguentemente anche sull'Alleanza Atlantica. Allora è una domanda terribile questa, cosa succederà in questi rapporti, anche per noi europei che eravamo abituati da decenni a confidare sul grande fratello americano per la nostra sicurezza. Bene, ora dovremo probabilmente fare in proprio e, se indispensabile, forse anche, vedremo, al di fuori dell'attuale legame transatlantico. Il motivo vero di questa sfiducia che è cresciuta qual è? Beh, alla luce dei fatti ci siamo accorti che nella politica americana non è più la strategia di lungo periodo, ma solo il semplice voto dell'elettore americano che condiziona la politica estera degli Stati Uniti, chiunque sia il presidente. Aveva cominciato già Obama a pensare al ritiro, poi dopo Trump lo aveva deciso, Biden lo ha portato avanti dicendo di averlo subito perché lo aveva deciso Trump, ma probabilmente perché anche lui aveva deciso di uscire sulla spinta della politica interna degli Stati Uniti e il voto degli elettori. Allora, per noi europei la situazione appare particolarmente preoccupante perché, vedete, la vittoria dei talebani a Kabul rinforza, questo sì lo dobbiamo dire, l'estremismo islamico sul piano globale. E allora i jihadisti sono già molto avanti nella conquista delle sponde sud del Mediterraneo e anche a est del Mediterraneo, quindi il nostro senso di allarme non può che crescere. Che cosa si può fare? Beh, allora diciamo una banalità che ormai è sulla bocca di tutti, serve una difesa europea credibile ed efficace. Si potrebbe partire, volendolo fare anche subito, da una cooperazione parziale fra alcuni paesi guida, cui si potrebbero pian piano aggiungere gli altri e se qualcuno deciderà di rimanere fuori si vedrà. Comunque è importante creare questo nucleo. Beh, indubbiamente però questa America che sceglie per sé e per gli altri in base a logiche di politica interna, prima che di politica estera o di geostrategia, getta un'ombra preoccupante sul futuro dei rapporti fra Europa e Stati Uniti. Lasciatemi però dire che se confermato questo scenario sarebbe per noi estremamente preoccupante ed allora avere una difesa europea non è più solo un lontano auspicio come prima, ma è un'impellente necessità. Quindi resilienza significa anche tirarsi sulle maniche ed operare senza aspettare l'aiuto degli altri. Finiamo con l'ultimo argomento, cioè questa tecnologia difensiva in campo cibernetico e la relativa resilienza. Allora ci guardiamo intorno,
vediamo che il nostro ecosistema digitale europeo è sempre più interattivo, ha subito negli ultimi tempi tantissimi attacchi, un incremento esponenziale di attacchi, di tentativi di sabotaggio. Numerosi sono stati anche durante la pandemia i tentativi di destabilizzazione di questi sistemi, che hanno riguardato i sistemi dei governi, soprattutto i più deboli, e anche i loro sistemi democratici. Quindi abbiamo subito un virale spionaggio industriale, scientifico e tecnologico. Pensiamo un pochino a quello che è successo con i vaccini e la lotta fra le varie, diciamo così, farm dei vaccini. Quindi facciamo anche qui una prima riflessione che pongo alla vostra attenzione. È sempre più evidente che all'aumento della superficie del rischio, cioè l'amplificazione del mondo cibernetico, consegua un aumento delle vulnerabilità agli attacchi informatici su larga scala, e questa è la guerra del futuro. Ad avvalorare questo scenario, che è piuttosto preoccupante, c'è anche l'Agenzia Europea per la Sicurezza Informatica, l'ENISA, secondo la quale, ad esempio, gli attacchi alle catene di approvvigionamento europee si sono quadruplicati nel 2021 rispetto all'anno precedente. 4 volte di più in meno di un anno. E pensate un po' se il problema non è veramente un problema. Per quanto riguarda gli attacchi, uno molto importante con ransomware è stato fatto alla Kaseya, che è una società americana che gestisce molta parte del mondo informatico, che ha subito un grosso attacco anche durante la pandemia. Allora, per queste ragioni, la Presidente Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, ha testualmente dichiarato che se tutto è connesso, tutto può essere hackerato. Poiché le risorse sono scarse, dobbiamo unire le forze. Quindi è un richiamo ad unire capacità tecnologiche e risorse per poterci difendere da questa nuova guerra informatica. E allora dico io che anche questo significa essere resilienti, e questo è il motivo per cui abbiamo bisogno, prima di tutto, di una politica europea comune per la cyberdifesa, cioè la difesa cibernetica, che deve essere forte, e questo è necessario, di una legislazione che stabilisca degli standard comuni nell'ambito magari di una nuova legge europea su questa resilienza informatica che sarà indispensabile. La minaccia informatica è nell'agenda europea da diversi anni, però poco si è fatto. E allora, sotto il profilo della difesa, dobbiamo darci un pochino da fare e contrastare questa minaccia globale mettendo insieme tutte le nostre, diciamo, energie. E qui vi invito a riflettere con un ultimo concetto. Diciamo che una gestione geostrategica di queste problematiche del mondo richiede che cosa? Beh, un imprescindibile sviluppo di leadership europea. Dobbiamo creare una leadership europea che sia capace di gestire i nostri problemi. Ovviamente questa deve essere supportata da tecnologie avanzate, da infrastrutture più sicure, con standard e requisiti comuni, supportata anche da un efficace sistema di info-sharing, cioè la condivisione delle informazioni deve essere un fatto acquisito, ma anche una funzionale attività di cyber diplomacy, come si chiama adesso, cioè la diplomazia del mondo cibernetico, che è uno dei nuovi aspetti delle relazioni internazionali. Il tutto, ovviamente, ai fini della salvaguardia della nostra deterrenza. In tale direzione sarà sempre più strategica l'integrazione di sistemi di tecnologie e l'intensificazione delle attività di sensibilizzazione e di partenariato industriale e scientifico nelle tecnologie critiche tra industrie civili e industrie della difesa e le industrie spaziali. Cioè anche in questo settore non si può più andare ognuno per conto proprio, dobbiamo unirci, mettere in piedi le risorse e le tecnologie, perché buona parte delle tecnologie di cui usufruivamo quando eravamo il partner privilegiato degli Stati Uniti potrebbero non essere messe a disposizione. Qual è il futuro? Questi che abbiamo indicato, sono gli auspici che derivano da una serena analisi della situazione pandemica durante il periodo che abbiamo vissuto, ma soprattutto nella prospettiva di una scomparsa di questa pandemia che dovrebbe, arrivare, speriamo presto. Qui il dubitativo però è d'obbligo, perché lo sviluppo di nuove tecnologie
da impiegare come di consueto almeno in prima battuta per esigenze di difesa e sicurezza verso l'esterno, potrebbe subire un ulteriore rallentamento, perché è prevedibile che di questi tempi si dedichi molto più risorse alla difesa interna piuttosto che a quella esterna. E allora potrebbe esserci un incremento di budget per la difesa interna a scapito di quella esterna. Anche con le nuove tecnologie potrebbero esserci in definitiva, e non è una prospettiva molto piacevole, delle riduzioni. Soprattutto dovranno essere rivisti i tempi di sviluppo di importanti tecnologie sulle quali avevamo fatto conto. Ebbene, questo varrà per tutti, però fortunatamente varrà anche per i cinesi. Grazie dell'attenzione, e erano solo degli spunti sui quali volevo attirare la vostra attenzione in previsione di qualche lavoro che gli studenti potranno voler fare. Grazie. Tempi generale con l'ordine dei giornalisti, dobbiamo cercare di rispettarlo. Mi dispiace di aver un pochino così sollecitato alla fine in generale, ma la parola adesso ha il professor Gianluca Gardini dell'Università di Norimberga, che dovrebbe essere collegato, dovrebbe accendere il microfono, la telecamera e iniziare. Buongiorno. Eccolo qui. Insegna relazioni internazionali alla Università di Norimberga. Il suo ultimo libro, External Powers in Latin America. Buon lavoro, 10 minuti, perché poi dovrà parlare anche il professor Gianluca Foresti, che concluderà il nostro seminario in tempo. Molte grazie Guglielmo, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Ringrazio innanzitutto per l'invito e vorrei vedere, spero che funzioni la condivisione dello schermo. Per ora funziona tutto, adesso condividi. Eccola in arrivo. Si vede? Sì, si vede, perfetto. Perfetto. Ottimo, in questo intervento vorrei condividere con tutti i presenti 3 questioni e in più dare un piccolo indirizzo per le tracce tematiche agli studenti che vorranno scrivere sugli argomenti che proporrò. In questo breve intervento vorrei discutere questi 3 concetti fondamentali. Il primo è la globalizzazione in fase di transizione, quindi insisterò sul fatto che non siamo in una fase di deglobalizzazione, ma siamo semplicemente in una fase di evoluzione della globalizzazione così come è stata conosciuta e definita fino probabilmente a un paio d'anni fa. Quindi vorrei soffermarmi sulla pandemia del Covid-19 e come questa potrebbe avere un impatto chiave non solo su alcune tematiche geopolitiche, ma anche sull'uso delle nuove tecnologie e l'impatto che queste hanno sui sistemi economici. E infine vorrei accennare alle nuove tecnologie, alle nuove idee che potrebbero cambiare aspetti politici, assetti economici e strategie geopolitiche nei prossimi anni. Dal punto di vista della globalizzazione, perché dico che siamo in una fase di transizione più che di deglobalizzazione? Innanzitutto perché continuiamo a vivere in un contesto globalizzato, la pandemia ne è un esempio. Il fatto che il nostro mondo, il nostro sistema internazionale sia organizzato in modo globalizzato è testimoniato dal fatto che il virus si è propagato in modo globalizzato, in modo estremamente veloce ed in modo estremamente pervasivo, anche se con alcune differenze geografiche. Il primo piano, il primo aspetto nel quale vediamo che c'è una transizione nel concetto di globalizzazione è il piano politico e identitario. Non solo per alcuni movimenti, alcuni leader che abbiamo visto all'opera negli ultimi anni, l'ex presidente Trump, il referendum per Brexit, alcune posizioni del Movimento 5 Stelle della Lega qui nel nostro paese in Italia, ma anche le posizioni... Le slide non circolano? No, non circolano.
Vediamo come fare un attimo. Bene. Ci siamo? Adesso c'è quella successiva, sì, quindi probabilmente Perfetto, scorreranno molte le grazie. cose. Grazie a Molte lei, grazie. professore. Mi avvisa se non vanno avanti, per cortesia? Grazie, sì, l'avviso. Ottimo, grazie. Quindi stavo dicendo, in ambito politico identitario vediamo che siamo in una fase di transizione dalla globalizzazione a cui eravamo abituati, a cui ci avevano abituato probabilmente gli ultimi 20-30 anni, ad un fenomeno nuovo che non è necessariamente di deglobalizzazione, ma è un'evoluzione della globalizzazione. Lo vediamo in ambito politico e lo vediamo con quella che viene erroneamente definita crisi del multilateralismo. Perché infatti la crisi del multilateralismo è una crisi del multilateralismo di stampo occidentale. Le Nazioni Unite, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, tra le altre, sono in fase di stallo. Ma il multilateralismo a trazione cinese, così l'ho definito, vale a dire tutte quelle istituzioni multilaterali lanciate o sostenute da Pechino, in realtà sono in fase di grande espansione nel settore politico, della sicurezza, ma anche nel settore commerciale. E infine, dal punto di vista identitario, è proprio grazie alla globalizzazione che invece di avere, diciamo, una diffusione di modelli di vita quasi uguali dappertutto, è proprio grazie alla possibilità di diffondere in tempo reale in tutto il mondo anche le diversità, è proprio grazie a questo che in varie aree del mondo c'è in qualche modo un risorgere della questione indigena, ad esempio in America Latina, un risorgere di alcuni aspetti autoritari dal punto di vista politico in vari paesi di varie regioni. Il tema dell'ambiente è un tema cruciale in tutte le zone del mondo e in qualche modo si percepisce un'insoddisfazione della classe media a tutti i livelli, tanto nei paesi sviluppati come in quelli in via di sviluppo, dove peraltro le trappole dello sviluppo, vale a dire quegli elementi che limitano lo sviluppo dei paesi poveri verso lo status di paesi avanzati, anche questo tipo di trappole si notano in maniera abbastanza diffusa in tutti i continenti. Inoltre abbiamo una transizione abbastanza chiara nell'ambito culturale, c'è un ritorno della religione nelle relazioni internazionali, c'è un ritorno del fondamentalismo, il terrorismo non è stato abbandonato e anche la convergenza di stili di vita e di aspirazioni in questo momento viene questionata in varie aree del mondo. Si vede la successiva? No. Siamo qua. Siamo ancora con convergenza si di vede che non funziona. Adesso si vede? La numero 2, globalizzazione e transizione 2. Allora lo lascio così senza andare a schermo intero. E c'è anche una transizione della globalizzazione nella sfera economica. Difatti, secondo il modello a cui siamo abituati di globalizzazione, ci sono sempre più prodotti disponibili, produciamo sempre di più, commerciamo sempre di più in termini assoluti, ma fino all'esplosione della pandemia l'export stava diminuendo in percentuale e anche le distanze dell'esportazione venivano ridotte. Allo stesso tempo vediamo che c'è un incremento nei servizi a scapito della produzione e il costo del lavoro è un elemento sempre meno importante e le catene di valore da globali stanno diventando sempre più regionali, soprattutto nelle aree in via di sviluppo, in particolare in Asia. Quindi il ruolo dei paesi emergenti sta non solo cambiando dal punto di vista politico, questi paesi sono molto più presenti a livello internazionale e contano sempre di più, ma anche nelle tendenze economiche. Il consumo globale sta rapidamente sviluppandosi soprattutto nei paesi asiatici e le catene di valore in alcuni dei paesi emergenti, vale a dire Cina, vale a dire India, tendono a prendere addirittura il carattere di catene di valore nazionali. In questo senso le nuove tecnologie, le piattaforme digitali e l'automazione avranno un impatto molto significativo non solo nei paesi sviluppati, ed è già stato questo il caso, ma anche nei paesi in via di sviluppo.
Ora, qual è e quale potrà essere nei prossimi mesi e anni l'impatto della pandemia? Dal punto di vista politico abbiamo già assistito a un rafforzamento dello Stato e degli enti territoriali, un po' dappertutto, non solo in Europa o nel mondo occidentale, ma anche in altre parti del mondo. Lo Stato è stato confermato come l'attore di ultima istanza a livello internazionale. E allo stesso tempo si è visto un indebolimento delle organizzazioni internazionali nella pratica, perché mentre tutti invocano più cooperazione, quello che si è visto, forse con l'unica eccezione notevole dell'Unione Europea, è che le organizzazioni internazionali hanno avuto un peso relativamente minore. E il Covid-19 ha portato a diversi tipi di competizione geopolitica che non esistevano prima, ad esempio la competizione sui vaccini, ma anche la cooperazione in tema di cooperazione internazionale. Ci sono molti nuovi paesi che stanno usando strategie diverse. Faccio l'esempio della Russia, della Corea del Sud. E le conseguenze sono un po' quelle che tutti conosciamo, un aumento delle tensioni e degli ambiti di competizione tra le potenze grandi e anche quelle emergenti, con un'accelerazione dello spostamento tanto del peso politico quanto economico verso Oriente, almeno questo è quello che suggerisce Jorge Heiner. E quindi esistono sfide che sono impellenti, le sfide della salute, della ripresa economica, con una conseguente marginalizzazione, perlomeno relativa, dell'agenda dei paesi in via di sviluppo. Inoltre c'è un impatto economico significativo che la pandemia sta avendo a livello globale. Questo impatto è diverso per stati, per regioni, e le previsioni continuano a essere incerte. Di fatto vengono continuamente aggiornate. Abbiamo sentito nei giorni scorsi il discorso molto importante del Presidente del Consiglio Mario Draghi, che rivedeva per l'Italia positivamente le stime di crescita. Questo non è necessariamente il caso in tutto il mondo. E l'impatto sociale dipende molto dalle risorse disponibili per far fronte all'impatto della pandemia. Quindi abbiamo vincitori e vinti. Abbiamo anche nuovi modelli di lavoro che si stanno proponendo soprattutto nei paesi sviluppati. Quindi nuove tecnologie, nuovi investimenti sono necessari. E difatti le crisi economiche precedenti, ad esempio la crisi finanziaria del 2008-2010 e la scarsa crescita dell'inizio degli anni 2000, hanno sempre portato dal punto di vista economico le stesse ricette, vale a dire più internazionalizzazione, più investimenti. E per quello che sappiamo finora, la pandemia non sarà differente in questo senso. Se le imprese vogliono uscire dalla pandemia dovranno internazionalizzare sempre di più e sforzarsi nei propri investimenti. Ultimo aspetto è quello tecnologico, perché non solo stiamo vedendo una mancanza di componenti in vari settori, il settore auto ad esempio, il settore delle biciclette, ma stiamo anche vedendo una crescita molto forte di vari settori come il settore software, come il settore della sicurezza informatica, tutte le applicazioni, gli applicativi relativi ai cloud, ai log, al sistema VPN, lo sviluppo di sistemi di sorveglianza e di tracciamento e tutti i settori che sviluppano tecnologie contactless, cioè senza contatto diretto, come le comunicazioni da remoto, il lavoro da remoto, compresa l'intelligenza artificiale, la telemedicina, i pagamenti online, le consegne senza acquisto diretto, i nuovi settori di resilienza come ad esempio anche la diplomazia, si stanno sviluppando moltissimo con la necessità di sempre più investimenti e sempre più tecnologia, ad esempio per l'accesso rapido ai dati e al sistema 5G. Quali saranno le conseguenze per lo sviluppo? Beh, c'è un gap digitale evidente nei paesi in via di sviluppo, soprattutto che si riferisce al gap di formazione. Nei paesi in via di sviluppo c'è una mancanza di conoscenza e di capacità di uso del digitale.
E tutte le grandi rivoluzioni economiche, tecnologiche, anche di idee, come l'economia arancione, come l'economia circolare, la stampa in 3 dimensioni e l'intelligenza artificiale, che per noi nei paesi occidentali o avanzati, compresa ad esempio la Cina, possiamo forse includere in questo elenco anche l'India e la Corea del Sud, ecco, questi settori che saranno trainanti nei prossimi anni rischiano di creare pregiudizio ai paesi in via di sviluppo, perché la tecnologia avrà un'influenza notevole non solo nei modelli di produttività, ma anche nei modelli di organizzazione sociale. E qui ritorno al concetto di globalizzazione in transizione. Se sta cambiando la tecnologia, se stanno cambiando i modelli produttivi, stanno cambiando i modelli di organizzazione della società, necessariamente dobbiamo accettare che siamo in una fase di transizione. Solo per gli studenti che desiderano usare le tracce che proporrò, propongo 4 piccole riflessioni. In questo quadro internazionale geopolitico, quali temi dovrebbero o potrebbero caratterizzare la cooperazione internazionale nei prossimi anni? Il primo è sicuramente la digitalizzazione, e qui avete alcune idee da sviluppare per coloro che decideranno di scegliere la traccia relativa. Oppure interventi necessari a sostegno dell'imprenditorialità e delle piccole e medie imprese, che continuano a essere il settore portante di molte economie sviluppate, ma anche dei paesi in via di sviluppo. La formazione tecnica, questa è un'altra area dove c'è molto spazio e molta necessità di cooperazione internazionale. E infine l'uguaglianza di genere, che potrebbe essere davvero un settore trainante di sviluppo economico e sociale. Alcune di queste idee sono comprese nel rapporto per l'OECD, per l'Ocse, che ho potuto compilare assieme a 2 altri colleghi nel 2019 e che è disponibile nelle letture che ho messo a disposizione del professor Cevolin, che ringrazio ancora una volta per l'invito. Con questo concludo e vi ringrazio per l'attenzione. Un applauso, grazie infinite Gianluca. Chiedo scusa per la piccola interruzione per i tempi, ma abbiamo dovuto fare così per finire. Adesso c'è la possibilità di sentire le conclusioni con il professor Gianluca Foresti, che si collega dopo essere uscito da una riunione in ambito NATO, e vediamo anche cosa ci potrà dire di qualche argomento che è stato trattato. Anche a lui diamo 10 minuti purtroppo, e quindi ciò significa che chiuderemo 5 minuti dopo l'ora prevista, ma solo 5 minuti. Grazie infinite, il professor Gianluca Foresti. Grazie al professor Cevolin, ringrazio tutti gli ospiti presenti nella riunione di questo pomeriggio, ringrazio in particolare il generale Roberto Bernardini, a cui mi collegherò per quello che riguarda il mio intervento. Allora vorrei parlare di qualcosa che è legato un po' al cyber in funzione di quelle che sono le sfide per la sicurezza, ovviamente la sicurezza nazionale in prima battuta. Mi collego a quello che in questi giorni, in questi mesi abbiamo letto ovviamente sui giornali, abbiamo visto negli atti istituzionali dell'istituzione della nuova agenzia nazionale per la cybersicurezza. Quindi questo vuol dire che è un problema di cui piano piano stiamo acquisendo la consapevolezza, la giusta consapevolezza, e bisogna andare in quella direzione. Mi dicevi di accennare a quello di cui si sta parlando nell'incontro del pannello NATO sull'informatica, di cui io sono rappresentante nazionale. Stiamo parlando proprio di cybersicurezza e di tutto quello che Ursula von der Leyen ha dato come indicazione sia a livello europeo che a livello internazionale. Ecco, che cosa intendiamo quando parliamo di sicurezza cyber? Intendiamo la protezione di quelle che sono le risorse, le informazioni a tutto tondo, quindi qualunque tipo di dato è una risorsa, sia dal punto di vista degli attacchi passivi, quindi la lettura e l'acquisizione delle informazioni, sia anche per quello che riguarda gli attacchi cosiddetti attivi, cioè la modifica dei dati, la modifica delle informazioni, cancellazioni e quant'altro.
Quando dobbiamo affrontare problematiche di sicurezza abbiamo due linee che dobbiamo seguire. La prima è quella che riguarda la sicurezza nella memorizzazione dei dati, quindi i nostri data center, i nostri server, vale questo ormai per ogni ente, per ogni azienda. All'interno di questi data center ci sono di fatto la maggior parte delle ricchezze aziendali, dai brevetti ai processi produttivi, alle informazioni appunto sulla propria azienda, e sono ormai sempre di più la principale ricchezza che dobbiamo tutelare. Questo vale a livello nazionale, vale per quello che riguarda le aziende che sono nel perimetro nazionale di sicurezza, ma anche per le piccole e medie aziende che molto spesso hanno, lo dico soprattutto qui in Friuli, hanno spesso brevetti importanti su cui poi basano la loro attività. Poi c'è la sicurezza nella trasmissione dei dati. E questi dati normalmente vengono trasmessi, a parte in alcuni casi molto limitati in ambito militare, normalmente sono trasmessi su reti pubbliche, e quindi hanno la necessità di essere assolutamente protetti appunto da quei due tipi di attacchi che abbiamo indicato prima. Vi faccio qualche esempio relativo alla sicurezza. Il primo, quello che ci tocca da vicino, riguarda le password. Allora, una battaglia che si fa è sempre quella di forzare i propri utenti del proprio sistema, della propria azienda, a modificare la password con regolarità, ma soprattutto a non scegliere password assolutamente banali. Una password che contiene 8 caratteri, quindi non è proprio semplicissima, casuali, con lettere maiuscole, minuscole, con segni diciamo di interpuzione, quelli che troviamo nella tastiera, la chiocciola piuttosto che il punto esclamativo, le parentesi e quant'altro, ci danno all'incirca 10 alla 14 possibili password. 10 alla 14 è un qualcosa che è un numero molto più grande di quelli che sono i secondi dalla nascita dell'universo, per dare un ordine di grandezza. Bene, con i calcolatori a disposizione oggi praticamente si arriva quasi a trovare tutte le possibili combinazioni in circa 2 ore. Quindi una password che comunque è abbastanza complessa ha una sicurezza, vedete, molto molto limitata. Bisogna passare a password che abbiano almeno diciamo al loro interno 12 caratteri casuali di tipo alfanumerico. In questo caso possiamo dire che la nostra sicurezza, almeno da attacchi per tentativi, attacchi cosiddetti di forza bruta, sono sicuramente sufficienti. Altre cose da cui dobbiamo guardarci, le nostre istituzioni, le nostre aziende si devono guardare, sono gli attacchi che vanno sui dipendenti, soprattutto i dipendenti che non hanno una cultura diciamo informatica molto molto spinta, e chiaramente questo apre, come diceva anche il collega precedentemente, alla necessità di creare una cultura della sicurezza informatica, cosa che non abbiamo e molto spesso anche i nostri giovani non hanno. E il dipendente viene spesso ingannato ormai da tentativi, diciamo, di immaginare esempi comuni a cui è abituato, collegarsi, come potrebbe essere una pagina Facebook, ma attenzione, falsificata dall'attaccante, falsificata dall'hacker, e così come altri esempi che possiamo vedere. Questo tipo di attacchi, che sono attacchi cosiddetti di phishing, che tentano di recuperare, di invogliare diciamo, l'utente a sua insaputa a inserire informazioni all'interno di questi siti, credendo di digitare invece le proprie password sul proprio account, sono tantissimi, parliamo di centinaia di milioni all'anno. E l'Italia, vedete, è al 4º posto per questo tipo di attacchi, quindi certamente non possiamo stare tranquilli. Come ci dobbiamo proteggere? Beh, sicuramente dobbiamo far ricorso a una autenticazione più forte, quindi una doppia autenticazione che oltre alla password utilizzi anche informazioni biometriche, quindi dalla impronta digitale all'iride o al riconoscimento del volto, oltre che a una semplice smart card. Ecco, sono tutte cose che a parole sembrano molto semplici, ma nei fatti, se noi andiamo nei nostri uffici, vediamo che poi non vengono di fatto ancora implementate, quindi c'è molto da lavorare. Come funzionano questi attacchi di tipo software? Ecco, una volta che il nostro attaccante è riuscito a inserire all'interno del nostro server o del nostro account un malware, cioè un software che
è in grado di prendere possesso e effettuare alcune operazioni all'interno del nostro computer, del nostro dispositivo, assolutamente invisibili all'utente, quindi per noi sono trasparenti. Che cosa fa quando si attiva? Può modificare i dati, li può copiare, li può trasmettere, può a sua volta, attraverso le connessioni che questo computer ha, infettare altri programmi e altri computer. Molto spesso questo si diffonde perché ci sono errori nel codice del sistema operativo e questo si combatte aggiornando sempre i propri sistemi, cosa che non sempre viene fatta, si rimanda, si ritarda. Attenzione che ogni volta che si ritarda un aggiornamento vuol dire che ci sono dei punti deboli del sistema che sono stati identificati a livello mondiale e che quindi gli attaccanti a quel punto conoscono. Se non facciamo l'aggiornamento il nostro sistema è vulnerabile fin tanto che non l'abbiamo aggiornato. Questo vale non solo per i PC ma per qualunque dispositivo collegato alla rete. Adesso si parla di Internet of Things, si parla di qualunque oggetto collegato alla rete, anche le piccole telecamere e ricordiamoci che più i dispositivi sono economici, cioè hanno basso costo, anche il software che li gestisce è un software ovviamente non sicuro, quindi più i dispositivi sono a basso costo e più inseriscono punti di possibile attacco all'interno del nostro sistema. E poi abbiamo visto gli utenti che vanno a digitare link attraverso appunto email che gli arrivano, siti web fasulli, e questo è il modo con cui questi malware entrano all'interno dei nostri sistemi. Una volta che sono entrati diventa molto difficile. Si parlava di ransomware, lo diceva il generale Bernardini. Inizialmente questi ransomware si limitavano a cifrare i nostri dati e poi chiedono un riscatto. Beh, ci si difende abbastanza bene in quel caso, basta avere una copia dei dati su un altro computer o su un sistema di backup. Per evitare questa difesa, cosa fanno gli attaccanti adesso? Copiano i dati e poi li vendono sul deep web, sul dark web, e chiaramente per un'azienda avere i propri dati venduti sul dark web non è certamente una buona cosa. Immaginate un ente pubblico con i dati magari dei modelli 730, 740 di dichiarazione dei redditi o i dati personali delle cartelle cliniche. Ecco, come ci proteggiamo? Ci sono dei sistemi che analizzano il traffico in entrata e in uscita dall'azienda, dall'ente, e cercano di identificare dei comportamenti che non sono normali. Qui do uno spunto per gli studenti. A questo punto si va a intersecare due tematiche molto importanti. Alla cyber security si aggiunge quella dell'intelligenza artificiale, il cosiddetto machine learning o deep learning, che ha la capacità di analizzare milioni di comportamenti degli utenti sulla rete e identificare i momenti in cui ci sono dei comportamenti anomali. In questo grafico vedete abbiamo un tipo di comportamento al variare del tempo, c'è un'anomalia, un qualcosa che si discosta dai comportamenti che normalmente vengono eseguiti. Questo viene segnalato. Banalmente, se il professor Cevolin si collega all'account dell'università dalle 8 di mattina alle 8 di sera, nel momento in cui c'è una connessione alle 3 del mattino, questa viene identificata come un'anomalia. Adesso per fare un esempio molto molto semplice, chiaramente in automatico, quindi i sistemi di intelligenza artificiale lo fanno autonomamente, non sarebbe impensabile poterlo fare per migliaia o centinaia di migliaia di utenti. L'Università di Udine ha qualcosa come quasi 50.000 utenti, diciamo, con casella di posta elettronica. Ultima slide. Prego. Ecco, ultima slide, si parla di futuro, si parla di crittografia quantistica, e questa sicuramente è una delle possibilità su cui si andrà a lavorare, si sta lavorando, si andrà a lavorare nei prossimi anni. La crittografia quantistica permette in qualche modo di avere degli stati del sistema che nel momento in cui vengono letti, cioè un tentativo di attacco passivo da parte dell'attaccante, il sistema cambia stato e quindi è possibile accorgersi quando il nostro dato è stato letto. Mi piace moltissimo questa immagine dell'oscillatore quantico che ci fa capire come diciamo, l'oscillatore può stare contemporaneamente in uno stato
e nell'altro, e quindi va in un mondo che non è quello diciamo a cui noi siamo abituati, ma questo aprirà sicuramente grandi prospettive per la cybersicurezza. Spero di avervi dato un po' di spunti per i vostri lavori.